L'amore di un figlio per la mamma. Noi apriamo da ieri la posta di Mirella perché ne ho talmente tanta, un po' alla volta devo leggerla, per rispetto anche di quelli che hanno scritto, che sono persone per bene, che veramente sperano che dopo aver toccato il fondo di vedere un po' di luce. Ma c'è questa lettera che mi ha molto commosso, che mi è arrivata di un ragazzo, di un uomo che ha perso la mamma, che è deceduta, e che ha scritto alla mamma questa lettera per far capire l'amore di un figlio per la mamma. Noi vediamo tanti esempi negativi, invece Mirella vuole portare gli esempi positivi, quelli che fanno bene al cuore, quelli che parlano di valori, di sentimenti. Allora vi leggerò questa lettera che mi è arrivata di questo ragazzo. Cara mamma, domani avremo festeggiato il tuo 92esimo compleanno ed invece siamo qui a darti l'ultimo saluto. In questi anni ti sei aggrappata al mio braccio ed abbiamo percorso assieme questo periodo di fragilità. Quante volte mi hai svegliato di notte perché avevi sete, oppure avevi male alle gambe e ti mettevo la pomata. Sembravi una bambina e ti davo le medicine, come tu facevi con me quando ero bambino, e mi accudivi nella malattia. Nella tua vita hai lavorato tanto e sofferto tanto e ti sei fatto in quattro per i tuoi figli. Quando abbiamo perso Gianni in un incidente stradale, lui ne aveva 23 ed io 12 e questa cosa ha segnato tutta la famiglia. Quante volte ti ho visto piangere per questo immenso dolore, sembrava ti scoppiasse il cuore. Il tuo carattere forte ti ha dato la forza di rialzarti per poter affrontare le difficoltà che man mano si sono presentate alla porta. Hai lottato con tutte le tue forze, anche gli ultimi giorni in ospedale. Don Mario ti ha dato l'unzione degli infermi e tu hai aperto gli occhi e hai capito. Una sera in ospedale hai allargato le braccia in cerca di aiuto ed io vi sono avvicinato e mi hai stretto a te. Non riuscivi a parlare, ma la forza che ci hai messo è stata tanta ed è stato il tuo ultimo saluto. Ho pregato ed ho sperato tanto in un miracolo, ma il Signore ha voluto accoglierti fra le sue braccia. Preghiamo affinché la tua anima possa trovare la pace e la serenità assieme a papà, a Gianni, riuniti insieme a vegliare su di noi. Grazie mamma, ti voglio bene. Penso sia una bellissima lettera per far capire che ci sono ancora delle belle famiglie, dei bravi ragazzi, dei bravi figli, perché hanno avuto dei bravi genitori che hanno capito l'importanza dei valori che hanno trasmesso questi genitori, in particolare le mamme, lo devo dire, queste mamme meravigliose che da sole, senza anche mezzi importanti, affrontano le difficoltà della vita. E questo figlio si è ricordato, perciò io lo ringrazio di avermi mandato questa lettera. E adesso vi presento subito i graditi ospiti. Abbiamo in presenza Marco Turato, sindaco di Pederobba. Buongiorno, eccolo buongiorno qua. a tutti. Grazie sindaco di essere qui. Saluto anche Mario Paganessi, presidente Fondazione Oltre il Labirinto. Ciao Mario, grazie anche a te. Buongiorno. Anche qua ho dei papà questa mattina molto importanti, però abbiamo anche una donna, Flaviana Conforto, Camminando Insieme, da Verona. Parleremo dei club di alcolici, per alcolisti, parleremo di tante cose, vero Flaviana, per capire come stanno andando le cose, queste mamme che vedono perdersi i loro figli, i loro mariti, i loro compagni con l'alcol, droga, chi ne ha più ne metta. Allora partirei proprio dal sindaco. Allora sindaco, questa lettera che fa capire l'importanza dei valori, ecco voi recentemente anche lei ha avuto un grande dramma a Pederobba di questa ragazza che non si sa più niente, state aspettando ancora le analisi. Sì. Ecco, questa mamma disperata che dice mia figlia era forte, non aveva niente e poi succede l'irreparabile, questa ragazza non c'è più. Come vivete questa situazione tra baby gang, lutti? Perché tutti bussano poi alla vostra porta, siete voi i responsabili, cioè il governo, la politica, il sindaco vi ha lasciato una bella patata, lo dico a tutti i sindaci, voi dovete risolvere tutti i problemi con pochi mezzi, pochi soldi. Prego sindaco. Beh, dobbiamo sempre cercare di ragionare da buoni padri di famiglia, immedesimarsi in quelle che sono le drammaticità che colpiscono, come in questo caso, una mamma che perde la propria figlia, e penso che sia la peggior cosa che possa succedere in una famiglia. Io sono genitore e quando vedo questi drammi, questi lutti che colpiscono giovani vite,
mi devo fare una domanda: c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va nella comunità, c'è qualcosa che non va nelle istituzioni, perché non abbiamo fatto abbastanza per proteggere i nostri figli, i figli di tutti, per cercare di dare loro un futuro migliore e sicuramente sereno. Dobbiamo fare di più, noi più di contattarli, più di parlare, più di incontrarli, ma evidentemente manca quel qualcosa che li possa proteggere e soprattutto insegni loro cosa vuol dire un vivere civile, un vivere sano e un vivere in comunità in maniera serena. Sentiamo anche cosa ne pensa Mario Paganessi, presidente Fondazione Oltre il Labirinto, questo uomo, questo genitore, questo papà invece che da anni sta cercando di prendersi cura del proprio figlio che soffre di autismo, però anche lui con le spalle al muro quante volte ha chiesto ma dove sono le istituzioni, perché non supportano. Ecco, come si è chiuso il 2025 Mario e come speri che si apra il 2026? Prego. Come si è chiuso? Beh, allora, parliamo in generale, direi negativamente, perché viviamo in un mondo che è assurdo, tra guerre, gente pazza che pensa che il mondo sia un risico dove invadere, cambiare, comprare stati ed altro. Quindi se uno deve fermarsi a pensare ha veramente paura. Basta vedere le immagini che arrivano da Gaza, che ne avevamo già parlato anche assieme il pensiero va a tutti questi bambini, ma a tutti questi uomini, donne che stanno soffrendo senza un motivo che non sia quello della legge del più forte o economico. A livello di autismo come va? Va che lottiamo sempre noi. C'è sempre qualche cosa, ci sono dei proclami, ci si dice guarda quanto siamo bravi. Ieri si sta parlando di caregiver, questa è una cosa positiva, è arrivata proprio ieri la notizia che ora in Parlamento si andrà a discutere. Poi, come tutte le cose, la gente deve imparare a leggere i numeri, a guardare i numeri, non gli slogan, i proclami. Se uno va a vedere è un qualcosa di molto molto low profile, quindi che non sicuramente aiuterà qualcheduno, ma non va a strutturare una risposta adeguata. Mentre invece ci tenevo, perché hai letto una lettera molto bella, che tra l'altro la mamma è la mamma, io non ho più la mamma da tanti anni, però mi hai fatto pensare con questa lettera a un finale di un libro stupendo che è di Herman Hesse, è vecchio, si chiama Narciso e Boccadoro, che alla fine, quando, ora spoiler, ma è una sciocchezza, quando Boccadoro sta per chiudere gli occhi perché sta per morire, lui alla fine dice praticamente il concetto è la madre non è solo colei che ci genera, ma è anche quel luogo segreto in cui l'anima desidera tornare, che secondo me è di una bellezza e di una poesia meravigliosa. Grazie Mario. Sentiamo anche cosa ne pensa Flaviana Conforto, responsabile di questa associazione Camminando Insieme, questa rete dei club contro l'alcol, però abbiamo visto che purtroppo Flaviana, io non so se è vero che si beve meno, io non so, io mi guardo attorno, poi vorrei sentire anche il sindaco cosa ne pensa. Ho avuto anche il presidente delle discoteche di Venezia e Rovigo e alla mia domanda ma come si è chiuso il 2025, hanno bevuto di più, si sono drogati di più, ha cercato di dribblare e passare il cerino sulla ludopatia. Ho detto no, lei mi deve rispondere su questo. E lui ha detto siamo rimasti uguali, cioè non siamo né calati né diminuiti, così abbiamo l'equilibrio, è perfetto. Sentiamo invece Flaviana Conforto cosa ci dice. Prego Flaviana. Allora, non è un'associazione, è il giornale dei club alcolici italiani. Allora, se si beve di più o di meno, scusi che chiudo una chiamata perché chiamano quando naturalmente non si può rispondere. Non lo so in generale, le notizie che arrivano sono che c'è una larga fascia della popolazione che comincia a rendersi conto che l'alcol è dannoso. La scienza ce lo dice, i grandi medici lo continuano a confermare in tutte le salse, l'OMS l'ha scritto in tutte le salse. Allora, è così, l'alcol è dannoso e c'è sempre più gente che lo comprende.
Tuttavia c'è da dire che un po' per la tradizione, un po' perché gli effetti, come dire, immediati dell'alcol sono estremamente gradevoli, è difficile contrastare questa tendenza ad usare bevande alcoliche. Poi, se le persone sviluppano dei problemi, e sono problemi soprattutto nelle relazioni, e sono problemi anche di vita, perché noi sappiamo la maggior parte dei morti giovani sono morti per incidenti, per risse, per questioni legate a un consumo di alcol. Anche la violenza sulle donne è molto legata al consumo di alcol, quindi è difficile dire se aumenta o se diminuisce. Tuttavia, ci sono anche nella comunità iniziative che favoriscono il non usare alcol. Non è così facile, sapete, non usare alcol nei contesti giovanili, per esempio, o anche nei contesti degli adulti, perché se una persona desidera non bere, tutti quanti dicono: ma come, non assaggi questo vino buonissimo, dai un goccio insieme, fa compagnia. Insomma, non è così facile. Io penso che non ci sia una grande diminuzione dei consumi, un aumento della sensibilità, un aumento della conoscenza, questo sì. Però diciamo che in Veneto noi abbiamo una rete di volontari, di aiuto per le persone, per le famiglie che si trovano nella difficoltà, che è molto strutturata. Siamo la regione che ha la miglior rete in questo senso. Ci sono attualmente più di 300 club nel territorio veneto, riuniti in 35 associazioni che lavorano costantemente e non sono difficilissime da trovare. Ogni paese, quasi ogni paese, o comunque nel giro di pochi chilometri si può trovare un club per avere una mano per uscire da questi problemi, insomma. Troppe giovani vite vengono stroncate dagli effetti, non dal fatto che hanno bevuto in sé, diciamo, non è che uno bevendo si avvelena, muore, ma se si mette alla guida il problema diventa diverso, è chiaro. Una volta, nella comunità di una volta, al massimo uno andava dentro il fosso col cavallo, con la bicicletta. Adesso è tragica la questione dei ragazzi che naturalmente si mettono alla guida, hanno bevuto, i loro riflessi sono molto rallentati, si credono di poter fare ma tutti noi, vero? Chiunque beve crede di poter fare chissà che, spaccare il mondo. Molto chiara Flaviana. Sentiamo anche il sindaco, devo correre perché il tempo è tiranno, anche dei bei video, anche di Paganizi da far vedere. Allora sindaco, anche voi un po' siete con le mani legate perché bisogna investire. Ecco sì, questi sportelli, ma bisogna che ci sia del personale, bisogna che ci sia, come dice Flaviana, della struttura, una struttura veramente che aiuta. Lei come ha preso e cosa vuole dire in merito a quello che ha sentito? Prego. Ma sono d'accordo con l'intervento che ha fatto l'ospite in questo momento. Io faccio un piccolo esempio, ma recentissimo. Un padre di famiglia rimasto solo, che grazie alla rete di vicinato mi ha segnalato una situazione drammatica. Il soggetto in questione era 3 giorni che non usciva di casa ed era chiuso appunto in casa sua, preso dai fumi dell'alcol, in situazione in senso lato cadaverico. Fortunatamente la comunità si è accorta di questa mancanza, ha segnalato la cosa ai carabinieri, i carabinieri sono intervenuti, è arrivata l'ambulanza, l'ha portato in ospedale. Dopo in serata è ritornato a casa e il vicino mi ha chiamato e questa mattina ho già messo in moto i servizi sociali che facessero una visita a domicilio presso questo soggetto perché evidentemente c'è qualcosa che manca. Fortunatamente nei paesi piccoli c'è ancora l'occhio del vicino, l'amicizia vera e che può dare una mano in queste situazioni. È chiaro che a livello di città molto probabilmente queste cose possono mancare, però la cosa fondamentale è
un volersi bene tra cittadini e segnalare quelle situazioni dove le istituzioni, in questo caso il comune, i servizi sociali, possono aiutare, dare una mano e cercare di intraprendere quelle vie per questi soggetti che possono portarli fuori da questo turbine che è l'alcol. Allora Sindaco, mi scusi se glielo dico, ma lei ha citato un caso come tanti altri, ma perché deve essere sempre il cittadino anche nei paesi piccoli che fa la segnalazione? Allora io ho avuto, e lo dico sperando che anche qualche altro sindaco lo faccia, e anche perché ho sentito che qualcosa si muove anche a livello regionale, di fare un censimento, di capire nel territorio chi è in difficoltà, le fragilità quali sono. Siccome i servizi sociali conoscono quasi sempre, non sempre, però anche il sindaco di Ponzano, perciò non stiamo parlando di Milano o Roma, quando io gliel'ho proposto, lui l'ha messo in atto e ha detto mai e poi mai mi sarei aspettato di trovare certe situazioni. Ti ringrazio perché con il censimento siamo riusciti a scovare, come dice lei, delle persone che non si sarebbero mai avvicinate, che sono in forte fragilità e le stiamo aiutando. Allora non pensa che forse, Sindaco, si dovrebbe tornare un po' indietro, fare un passo a lato come si faceva una volta? Una volta c'erano i censimenti nelle case, come vivi, cioè è sparito tutto. Allora io mi domando, ma perché deve essere sempre il cittadino? Noi quando paghiamo come tasse, paghiamo i servizi sociali, lei non è che possa sapere tutto, lei demanda all'assessore, al sociale e ai servizi sociali, non c'è personale, non riusciamo a conoscere, non possiamo perché come facciamo? Rimaniamo in ufficio, andiamo a trovarli. Sembra che sia ora di cambiare la piramide, come dice il professor Gerosa, e iniziare con la prevenzione, capire chi hai nel territorio delle fragilità. Se l'ospedale appunto dimette una persona, sono i servizi sociali che dovrebbero interloquire finché ci sono, perché anche là con l'ospedale adesso il sociale viene tolto e lasciamo perdere. Chiamare i servizi sociali del comune, questa persona viene dimessa, ha bisogno di aiuto, cercate di vedere. Io non posso trovare i medici di base, i medici di famiglia, il presidente che ho avuto ospite, che non hanno neppure l'elenco delle associazioni di volontariato a cui rivolgersi per aiutare queste persone. Cioè non può continuare in eterno così, che deve essere sempre il cittadino che deve fare il controllo di vicinato, che deve pulire la strada, cioè paghiamo anche le tasse, non è che paghiamo poche tasse, Sindaco, cosa dice? Ma guardi, a tal proposito, l'intuizione che ha avuto il Presidente della Regione Veneto Stefani di attuare il fatto di fare un assessorato al sociale, spero sia il primo passo verso questa direzione, perché bisogna avere un occhio di riguardo in quelle fragilità che possono essere a 360 gradi, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista delle dipendenze, dal punto di vista della disabilità e quant'altro. Spero che questo sia il primo viatico per andare incontro a quelle situazioni che si possono risolvere non attraverso il cittadino che segnala, ma attraverso le istituzioni che in primis si prendono cura di queste fragilità. Perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il Mario. Capisco la buona volontà, almeno da come ha aperto questo nuovo percorso che farà il Presidente della Regione, ma sappiamo benissimo che tra burocrazia, tra sempre il fatto economico, poi qualcosa non gira, perché siamo stanchi di parole. Sì. Abbiamo bisogno di azione, come diceva Mario Paganissi, che adesso andiamo a vedere parole insuperabili e poi commentiamo con il Presidente Paganissi. Facciamo un po' di luce prima di iniziare il racconto. Ho letto che la disabilità nell'antica Grecia e anche nel Medioevo non era ben vista. Anzi, qualche filosofo di un tempo consigliava di porre fine alla vita dei disabili per non farli soffrire. Ma ancor peggio, nel Medioevo, le donne che partorivano figli disabili venivano perseguitate e molte volte uccise perché detto popolare narrava che si fossero accoppiate con il diavolo e allora meritavano la morte. E i loro figli venivano molte volte esposti come giullari nelle piazze per essere derisi. Sono cose ormai passate, potremmo dire, superate, ci siamo evoluti. Beh, qualche anno più tardi ci ha pensato qualcun altro a deridere, uccidere e studiare le persone con disabilità.
Mai sentito parlare del progetto Action T4? Provate a pensarci bene. Proprio loro, i nazisti, con il loro programma eutanasia o morte per compassione, come venne definito nel processo di Norimberga. Non credo che servano altre spiegazioni su cosa facessero alle persone invalide i nazisti. I tempi cambiano e fortunatamente anche le persone evolvono. O forse no. Non sono passati molti anni dagli ex manicomi dove non si sapeva come curare la disabilità e molti uomini, donne e bambini venivano abbandonati a loro stessi e molte volte sottoposti a torture sotto forme di cure, solo in nome della scienza. Ma è stato proprio tutto indispensabile. Non è forse meglio pensare che i disabili sono persone speciali? In Oriente si narra che le persone con disabilità vengono considerate incarnazioni delle divinità e pertanto rispettate e venerate. Ma allora non basterebbe solo amare il prossimo e regalare sorrisi senza porsi troppe domande. Proprio questo credo sia l'obiettivo di molte associazioni, fondazioni ed enti che nascono per portare aiuto e assistenza quotidiana a tutte quelle persone che ne hanno bisogno, facendoli oltrepassare le proprie barriere fisiche o mentali. Ed è grazie a loro che in questo breve ma intenso filmato possiamo raccontare cos'è la disabilità, senza troppe costruzioni cinematografiche, ma solo ascoltando la loro voce e forse poi potremmo rispondere e capire che cos'è la disabilità. Ecco, io penso di essere stata fortunata a conoscere e incontrare Mario Paganessi. È un onore per me anche averlo ospite. Io so quanto lui si dà da fare, quanto cerca di proteggere queste creature. Non è che dobbiamo andare molto lontano per guardare purtroppo che ci sono ancora genitori che non ci permettono di fotografare i loro figli, di intervistarli, hanno paura, non si sa di cosa, hanno paura di far vedere che loro hanno questa creatura meravigliosa. Sono loro i primi che discriminano. Cosa dici, Mario? Ma sai, è un mondo difficile, ridico quello che ho detto prima, cioè quando troviamo anche politici stessi che usano frasi discriminatorie verso il più debole, il più fragile, c'è poco da aver fiducia. Però devo dire, siccome voglio dare anche un messaggio positivo, anche un po' legato ai temi che citavi prima, è la persona che fa la differenza. In questo caso può essere il cittadino e, come dicevi te, non può essere solo il cittadino, ma può essere anche chi coordina, chi è a capo. Ci tengo a citare, negli ultimi 2 anni, per dire, c'è un centro di riferimento dell'autismo, c'è una coordinatrice, è la dottoressa Lisa Loschi. Da quando è arrivato è una persona simpaticissima e tra l'altro che ci mette il cuore. Non dico che è cambiato perché non cambi una situazione, ma quantomeno non ti senti più solo. Vedi che c'è una persona della pubblica amministrazione che magari ha voglia di darti una mano, ha voglia di informarti, ha voglia di tenerti sul pezzo e sulle opportunità che ci sono, anche perché oggi si sta sempre più spostando, se ci fai caso, non c'è più una struttura che supporta la famiglia, il disabile o il fragile. Ti danno magari dei soldi, sempre soldi molto limitati, mai strutturati, è un po' un dirti, guarda, stai tranquillo, questi ti do, questi 400 euro, arrangiati. Cosa che secondo me è negativa, perché da un lato è così, è come rinfrescare con dell'acqua chi ha la febbre, ma in realtà bisognerebbe fare un qualcosa di strutturato. Ma il messaggio che voglio dire è che le persone, sono i singoli, come può essere un sindaco di un paese, di una città a far la differenza, come può essere un assessore, come può essere chiunque ricopra un incarico pubblico, e gli stessi cittadini che un po' ce ne freghiamo. Oggi abbiamo paura di chi ci vive accanto, abbiamo paura di qualunque cosa. È venuto meno quel meraviglioso impianto del cortile che c'era un tempo. Oggi i cortili non esistono più, non ci sono più. I vicini di casa, pure qua nel Veneto, io ricordo a Milano da anni neanche conoscevi il tuo vicino di casa. Qua in Veneto, a Treviso, sta succedendo lo stesso, e questo è un po' un peccato perché si perde quel valore della comunità. Andiamo a vedere anche lo spot, il video, anzi non lo spot, di Flaviana,
perché è un video molto importante per capire cosa fa questa rete di club per gli alcolisti. Andiamo a vedere. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile e collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Io credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani, credo negli esseri umani. Credo che alla fine di questo viaggio che chiamiamo vita non ci sarà chiesto quanti soldi abbiamo guadagnato, quante case abbiamo comprato, che posizione sociale abbiamo raggiunto, ma quanto amore, quanta bellezza c'è in più dopo il tuo passaggio sopra questa terra. E credo che non ci sia peggior peccato che non stupirsi più di niente. Allora, sentiamo come commenta Flaviana Conforto questo importante video. Prego, Flaviana. Beh, innanzitutto devo dire che il video che abbiamo visto precedentemente sulla situazione delle persone con disabilità è stato estremamente emozionante e vi ringrazio. Il messaggio del video dei club è esattamente ciò che cerchiamo di fare con le persone che hanno sviluppato problemi con l'alcol, che una volta erano altrettanto emarginate. Ricordo che ancora non moltissimi anni fa venivano ricoverate in reparti psichiatrici, venivano trattate così come pazzi. Poi per fortuna le cose sono cambiate, ma lo stigma sociale c'è ancora. Quello che nei club cerchiamo di fare è far nascere delle risorse umane all'interno delle famiglie per riacquistare una dignità. Certo, tutti noi desidereremmo che qualcuno si occupasse dei nostri problemi. In realtà, come ha detto il professore prima di me, ognuno di noi deve occuparsi di questi problemi. Se poi trova qualcuno che gli dà una mano è meglio. E io sono profondamente convinta che le reti di volontariato facciano un lavoro che non possono fare le istituzioni. Non lo possono fare perché costerebbe troppo, sarebbe impossibile, e soprattutto perché i volontari lo fanno perché scelgono di farlo, perché lo trovano come valore in più nella loro vita. Ci sono anche i professionisti ovviamente che lo fanno benissimo, ma voi capite, le persone che hanno una disabilità vanno seguite per tutta la vita, le persone che hanno sviluppato un problema con l'alcol vanno seguite per tutta la vita. E questo a volte non è possibile nelle istituzioni, mentre è possibile se si fanno risorgere quei valori umani a cui si accennava prima, che ci permettono non tanto di fare le segnalazioni, quanto di stare vicino alle persone, che è il lavoro più difficile, ma i volontari lo fanno, le persone che sono state colpite da questi problemi lo sanno fare, perché sono i maggiori esperti. Chiaro che chi ha in casa una persona con disabilità sa molte più cose di una che non ce l'ha. Questo è fuori di dubbio, però adesso devo andare assolutamente in pubblicità.
andiamo a vedere l'altro video di Mario Paganessi, perché sono veramente belli, fanno capire tante cose. Andiamo a vedere. Per me la disabilità è un percorso sempre in salita, qualcosa che piano piano ti logora, piano piano. Con noi, in riferimento a nostro figlio, quello che ci è mancato maggiormente è stata, diciamo, la condivisione di un percorso comune, la condivisione con altre famiglie. All'inizio noi con Simone eravamo un po', non dico soli, ma abbastanza improvvisati. Due parole, la disabilità e la mia vita, perché ho un figlio con autismo, è una disabilità molto complessa, molto difficile, che mette a dura prova sicuramente una famiglia, una coppia e insomma tutto l'entourage, diciamo, anche di familiari a volte. Se uno mi chiede ma è così difficile, così dura la tua vita, io dico no, mi sono abituata e quindi conosco mio figlio, so quali sono i suoi punti deboli e cerco di conviverci. Ecco, questo un po' per me è la disabilità. Temple Grandin è una professoressa presso la Colorado University negli Stati Uniti. A lei forse dobbiamo una tra le più belle frasi per descrivere la sua disabilità. Temple Grandin è un Asperger, ovvero un'autistica ad alto funzionamento. Lei un giorno disse "different but not less", ovvero sono differente ma non inferiore. La prima rianimazione cardiopolmonare in Italia fatta da un clown che si chiama Ombelix. Prego. Scusi? Ti vedo che i ti che sono così non respira. La disabilità è un modo di vivere, definire la condizione è brutto, è secondo me una definizione brutale. È una realtà di vita, la possiamo secondo me meglio definire così, nella quale con la quale ci si trova a confrontarsi. Allora Presidente, io non so come ringraziarti veramente per questo video bellissimi, Mario Paganessi, è un video che fa molto riflettere e sai perché ti ho chiamato? Perché forse dobbiamo anche fare più squadra anche noi, non essere sempre divisi, tu lo sai cosa voglio dire, lo sai benissimo. Perché vedi, il problema è che io i sindacati, tutti che io invito, e dicono una cosa molto importante, lo dicevo adesso al sindaco Turato, che non ci sono le assunzioni del mondo di diversamente agili, come li chiamo io, perché non mi piace chiamarli disabili. Non ci sono perché non si fidano, hanno paura, sono lenti, l'azienda deve correre. Nella Costituzione, nella legge c'è questa possibilità per le aziende che poi hanno anche una controparte molto importante, eppure i numeri non ci sono. Allora noi dobbiamo agire. E chi è che deve agire? Noi, Mario, non c'è niente da fare, siamo noi che dobbiamo accelerare, perché sennò la politica non accelera. L'imprenditore sarà anche il profondo sud, ma abbiamo anche un profondo nord non da poco, anche qua, io lo dico sempre. Ecco, cosa vuoi dire, Paganessi? Ma no, allora è migliorato, ci sono aziende che magari decidono di supportare anche delle tematiche di fragilità o disabilità o d'altro, che lo fanno magari per marketing, parliamoci chiaro, ma ci sono anche tante altre che lo fanno veramente col cuore, perché hanno capito magari di essere dei fortunati tante volte.
che poi non si sa mai, perché credetemi, io ho imparato nella mia vita una lezione, che non sai mai veramente con chi stai parlando. Chi hai davanti può sembrare la persona più felice al mondo, in realtà è molto più infelice o ha molti più problemi di te, quindi questo egoismo che tante volte portiamo avanti, magari lo dico anche da genitore di un ragazzo, di un uomo disabile, va vinto. Qualcosa si sta muovendo, è difficile, prima si parlava della tematica dell'umanità, restare umani è l'ultimo atto di resistenza che ci rimane in questo mondo, e per fortuna ci sono degli esempi che fanno vedere. Guardate ora, vedevo ieri, ho letto, non mi ricordo, dell'incendio che è successo in Svizzera, di quanta gente, questi eroi sconosciuti che hanno rischiato la loro vita per salvare altre persone quando potevano starsene fuori tranquilli. Qualcheduno c'è anche morto, tra l'altro, per cercare. È un qualche cosa che mi ha sconvolto e mi ha anche, come dire, illuminato, pensando che questa gente, tanti piccoli eroi sconosciuti che rimarranno sconosciuti e ci si scorderà di loro, in realtà hanno un'umanità incredibile, e questa parte della popolazione di mondo, di gente sulla quale dobbiamo contare, e ce n'è, non c'è solamente chi irride i disabili o che pensa che con la guerra che la legge del più forte debba prevaricare. Quindi dobbiamo essere positivi in questo. E poi concordo, tu sei una persona splendida, concordo con te, è difficile fare rete, serve tempo, però sì, servirebbe un impegno superiore da parte di tutti noi, e sai che io comunque ti supporterò sempre per quel poco che posso fare. Ti ringrazio Mario, anche perché stiamo organizzando una mostra molto importante proprio con i genitori di questi ragazzi, perciò se tu vorrai partecipare io ne sarei orgogliosa con questo video, vero Sindaco? Sì. Perché veramente hai fatto un video, io non so se è più importante, che fa capire tantissime cose, ma poi la storia del mondo dei diversamente agili. Scusa Mario, ma io non li chiamerò mai disabili, mi dispiace, questa parola per me non esiste. Loro si muovono in maniera diversa, ma sono splendidi, quando lavorano meglio del normale, ci mettono tutto l'impegno, l'abbiamo visto. Forse qualcuno deve veramente svegliarsi, e qua deve essere la politica che deve dare il giusto supporto ai familiari, alle associazioni. Ma se pensi al sindaco che giriamo pagando per fare i volontari, no, non so. No, abbiamo in pandemia, eravamo gli unici che rischiavano la pelle. Io non ho visto politici, lo dico tutte le mattine, che uscivano per portare la borsa o aiutare la famiglia. Eravamo noi, e come ci siamo trovati? Che paghiamo per fare i volontari, dobbiamo girare col commercialista, col notaio, col ragioniere, cioè non so, fra poco gireremo anche noi col psichiatra, perché qui qualcuno è andato fuori di testa. Prego Sindaco. Allora, per quel che riguarda il mondo della disabilità, ne approfitto dell'occasione per spiegare un progetto che abbiamo attuato da diversi anni nel nostro piccolo comune. Sostanzialmente abbiamo aperto una sede staccata della biblioteca comunale, nella frazione di Pederobba, la quale si chiama Liberi di Leggere. È gestita da ragazzi che sono stati colpiti da traumi dovuti a incidenti stradali, i quali hanno visto la loro vita stravolta. Noi attraverso questo progetto vogliamo rendere questi ragazzi utili alla comunità, nel senso che non voglio che sia l'istituzione che va incontro a loro, ma loro sono parte integrante della cittadinanza, sono a supporto della cittadinanza, aiutano la cittadinanza a poter scegliere il libro, a iscriversi alla biblioteca, promuovere iniziative, e attraverso questo progetto li rendiamo partecipi della vita quotidiana della nostra comunità, tanto quanto come facciamo nella biblioteca, nella sede centrale, attraverso i ragazzi della cooperativa Vita e Lavoro, che gestiscono 2 volte alla settimana la biblioteca, i quali anche 2 volte alla settimana vanno a fare la consegna di pasti a domicilio agli anziani assieme ai volontari, per renderli partecipi della vita quotidiana della nostra piccola comunità. Senta Sindaco Turato, e se iniziassimo anche a gestire questi ragazzi sopra le righe, io mi rifiuto di chiamarli con le etichette che hanno messo, sono
sono dei minori specialmente, molte volte, quasi sempre, a fare questo accompagnati dagli educatori. Perché vede, Sindaco, la messa in prova dovrebbe essere anche una messa in prova che fa riflettere su quello che sei, su quello che hai combinato. Siccome non pensano siano proprio irrecuperabili, però bisogna recuperarli nella maniera giusta, facendole toccare con mano quello che è il vero problema della persona nel momento che non è più agile come una volta, nel momento che ha bisogno di aiuto. Possono essere bambini, possono essere diversamente giovani, come li chiamo io. Perché non impiegare questi ragazzi in questi recuperi, come magari leggere, così imparano anche a leggere, sì. Leggere qualche bel libro, magari i bambini più piccoli, ad esempio i centri estivi. Ma perché deve pagare sempre le cooperative, che non sai neanche chi sono poi alla fine, che fanno i centri estivi? Una volta era il più grande che cercava di capire e di sorvegliare il più piccolo. Perché non ritornare a questo? Ma perché si deve sempre pagare queste cooperative? Ma chi sono? Cosa fanno? Da dove vengono fuori? Per carità, con tutto il rispetto che posso avere delle cooperative, perché se non ci fossero, per carità, però vogliamo anche capire chi sono e cosa fanno. Tu chi sei? Cosa fai? Come puoi aiutare il tuo sindaco a dare una mano? Di cosa ti occupi? Invece abbiamo un grande minestrone, siamo tutti dentro, tutti facciamo tutto, alla fine troviamo il diversamente giovane morto in casa, come ha detto lei, o quasi, sì. Il ragazzo che si suicida perché si è chiuso in se stesso, non parla più. Pensa che forse dovremmo, e qua il presidente Stefani dovrebbe fare chiarezza, chi sono le associazioni e cosa fanno? Perché noi continuiamo a mandare dati in regioni, non so se è d'accordo anche Mario Paganessi e Flaviana Conforto, dati, ma sono sempre quelli. Cioè invece dovremmo capire chi deve fare cosa. Prego, Sindaco. Io sfondo una porta aperta in tal senso, nel senso che come quando viene una persona condannata per guida in stato di ebbrezza o quant'altro, che viene a fare un servizio utile alla comunità scontando delle ore presso il proprio paese, facendo del giardinaggio piuttosto che pulizia delle strade. Ecco, questi giovani ragazzi che magari sono in un periodo della loro vita dove non trovano uno sbocco, non vedono un futuro, per colpa loro, ma magari anche per colpa della famiglia piuttosto della compagnia, ecco, darci la possibilità di integrarli all'interno della nostra amministrazione, per far fare appunto loro del volontariato attraverso, come dicevo prima, magari la consegna di pasti a domicilio, magari rendendosi utili alla comunità, dando un servizio al più debole, far capire loro cosa vuol dire vivere da cittadini veri e utili al proprio paese e soprattutto far capire loro cosa vuol dire vivere civile nel nostro paese. Soprattutto con le fragilità, a mio avviso. Allora andiamo a vedere il terzo video, mi sembra Parole insuperabili, e poi sentiamo il commento di Mario Paganessi. Un disabile parte con una certezza di avere maggiore difficoltà ad inserirsi nella realtà sociale e umana. È una cosa che non permette a quelli che sono incrocinati di muoversi. Una frase molto bella che spesso viene attribuita al filosofo greco Platone è che ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui tu non sai nulla e quindi sii gentile sempre. Quando tu ti trovi a vivere questa realtà, inizi a guardare il mondo con occhi diversi. Inizi a guardare il mondo con occhi diversi perché, va bene, ok, i problemi del mondo, i problemi poi nostri, l'economia e quant'altro, va bene, però la lasciamo stare. Riprendiamo il contatto vero che c'è con la realtà. Essere genitore di un bambino, un ragazzino autistico è ancora più difficile perché c'è un carico delle famiglie ancora maggiore. La cosa che mi sento di dire sicuramente a tutti i genitori che hanno appunto una persona disabile in casa è quella di creare il gruppo, creare la condivisione di qualsiasi patologia, di qualsiasi problematica. Sicuramente ci sono stati dei momenti difficili, il momento più difficile è sempre quello della diagnosi, perché insomma uno rimane spiazzato e non sa che pesci pigliare e non sa cosa fare. E
poi vabbè, un po' alla volta, insomma, come dico io, gambe in spalla e si va avanti. Non posso dire che la mia vita è cambiata, cioè comunque cerco di fare tutto quello che fanno anche le persone normali con mio figlio, ecco, e quindi io non mi sento una persona che è limitata nella propria libertà, nelle cose da fare. No, cioè, la mia vita è bella così. Allora, Mario Paganessi, ecco, non so se hai sentito quello che abbiamo detto con il sindaco e come commenti, prego. No, non è facile, ritorniamo un po' ai soliti discorsi, cioè la vera grande sfida è sul futuro, che piantarla di chiedere compassione, ma chiedere spazi per vivere, per scegliere, per lavorare, per sognare, perché poi alla fine la dignità non deve essere un privilegio, dobbiamo tornare che sia un diritto per tutti quanti noi. Tra l'altro ci tenevo a dire che questo docufilm che stai mandando lo si trova online gratuitamente, è stato girato dal regista padovano Giacomo Ravenna ed è stato presentato al Festival di Venezia nel 2018, quindi un anno prima della pandemia, però lo portiamo sempre nelle scuole perché bisogna ripartire anche con l'educazione, si deve partire dai giovani, sono loro il futuro, su qualunque problematica o su qualunque speranza che dobbiamo poter riporre. E poi quando parlavate di volontari, concordo, noi purtroppo non possiamo avere tanti volontari perché è molto particolare l'autismo, però ammetto che senza tutte queste persone che mettono il cuore, il loro tempo, i loro soldi tante volte e comunque la loro passione, non si andrebbe da nessuna parte. Sentiamo Flaviana Conforto come commenta, prego. Ma la riflessione che mi viene da fare è che è vero che abbiamo bisogno delle istituzioni, ma se manca il tessuto umano, il credere che nei rapporti umani la comunità sia in grado di dare a se stessa, di autocurarsi, non andiamo da nessuna parte. Quindi io chiederei al nuovo presidente, che è un giovane, il nuovo presidente della regione, di sostenere, di fare in modo di sostenere le reti di volontariato. Perché come diceva lei Mirella, è vero, dovremmo andare in giro col commercialista, abbiamo un sacco di complicazioni adesso con le ultime leggi, ma se manca questo tessuto umano non facciamo nulla, perché da tutti questi input anche del filmato esce che è l'umanità che ci può portare fuori. Lo sa Flaviana cosa mi ha detto un economista? Lo sa cosa mi ha detto un economista che ho avuto ospite? Che devo dimenticarmi dei valori in futuro. Devo dimenticarmi dei valori, perché chi che comanderà, chi che gestirà il potere, non gliene fregherà niente dell'umanità, della sensibilità, dell'etica, ci sarà solo un grande business. Allora, io non so se ha torto, però, Sindaco Turatto, in base a quello che vedo e a quello che sento nel mondo in generale, non so se ha proprio torto questo economista che dice guardate che sta girando in un'altra maniera. Prego. È triste, molto triste ciò che ha detto questo economista. Perché se non abbiamo valori è meglio stare a casa e io farei meno di fare sindaco, perché se faccio il sindaco lo faccio perché ho dei valori da portare avanti, giusti o sbagliati che siano, ma sono dei valori. Guardando appunto i servizi che sono andati in onda in questo momento mi veniva in mente il fatto del dopo di noi. Perché fin quando un ragazzo disabile ha la fortuna di avere dei genitori giovani che possono accompagnarli durante il loro percorso di vita, verrà il giorno in cui questi ragazzi purtroppo si troveranno da soli. E come amministratori dobbiamo avere la sensibilità di trovare quella soluzione che possa dare a loro un futuro oltre la loro famiglia, rendendoli partecipi della vita quotidiana della comunità e far vivere loro una vita dignitosa, oltre a noi.
Vede Sindaco, però anche lei sarà costretto ed è costretto ad applicare le leggi vigenti che ci sono, e se le leggi andranno in questa direzione lei non potrà fare niente. Tanto è vero che noi nel mondo del volontariato abbiamo perso tantissimi volontari proprio perché hanno messo una burocrazia e non erano strutturati per andare avanti con queste associazioni. Allora capisce che forse non è proprio così come dite. Cioè qualcuno il valore non gliene frega. Il valore del volontario, dov'è? No, ma dov'è il valore del volontario dopo tutto quello che abbiamo fatto e abbiamo dato? Dov'è il valore del volontario? Le sembra che abbiamo avuto le risposte che meritavamo? Le sembra? E allora è inutile che io sono bravo, faccio questo, perché se poi non siamo supportati non ne veniamo fuori. Allora chi deve andare avanti? Quello che è molto supportato, e allora i re, la regina, i principini, tutto il resto sono volontari di 80 anni, 70 anni che hanno dedicato la loro vita a questo. Adesso li mandiamo a fare i stage. A far cosa? Ma a far cosa? Ma chi sei? Cosa fai? Non è che tutti dobbiamo fare questo, perché c'è un business anche là negli stage. E questa è la verità, perché non lo dite? Anche voi sindaci dovete dire queste cose, non noi, anche voi, perché c'è un business su questo. Ma come? Do la borsa della spesa e devo fare lo stage per la sicurezza. Ma dove? Ma chi? Ma chi l'ha detto? Ma quale sicurezza? Ma se siamo già assicurati, perché paghiamo anche l'assicurazione, siamo super assicurati. Non capisce che non gira così, Sindaco, e voi siete quelli più forti perché avete gli eserciti, che sono le persone che vi eleggono, sono i cittadini, voi li avete gli eserciti, ma non mi sembra che siate così ascoltati, anzi vi hanno dato delle patate che non riuscite più a capire neppure voi, non so, gli ambiti territoriali. Sa qualcosa lei, Sindaco? No, perfetto, perché è così. Allora Mario Paganessi, come ci saluti? Cosa vi devo dire? Intanto grazie, poi sono state fatte tante riflessioni interessanti, la parola di tutto questo rimane secondo me umanità di oggi, umanità che non dobbiamo più misurarla con la forza, ma dalla capacità di sentire, di aiutare e di non voltarsi dall'altra parte verso gli altri. Grazie, grazie veramente Mario Paganessi, Presidente Fondazione Oltre il Labirinto. Ci sentiremo Mario perché ecco, voglio farti capire cosa stiamo organizzando. Grazie ancora. Sentiamo come ci saluta Flaviana Conforto, responsabile Camminando Insieme. Allora, intanto vi ringrazio di questo spazio. Riprendo ciò che ha detto il signor Mario, l'umanità è ciò che ci salverà. Perché è vero che le forze contrarie sono molte, ma noi non possiamo desistere, dobbiamo continuare a credere che l'umanità sicuramente ci terrà vivi. Sentiamo come ci saluta il Sindaco Marco Turatto, Sindaco di Pederobba. Con tutte le riflessioni che abbiamo fatto questa mattina, penso che il legislatore dovrebbe scendere dal pianeta Marte e venire sul pianeta Terra e rendersi conto cosa vuol dire vivere nella comunità, cosa vuol dire fare volontariato, cosa vuol dire la differenza che fa il volontario nelle proprie comunità. E con queste parole ringrazio i miei ospiti, veramente grazie, pubblicità. Altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Manuela Beni, Presidente Polaris. Chi non conosce Manuela l'ho fatta vedere tante volte, l'ho ringraziata, voi lo sapete, pubblicamente per l'aiuto che lei mi ha dato sempre, comunque, anche delle volte in tempi molto ristretti, ma sempre nel pezzo, e vedrete cosa dirà e cosa fa questa donna. E saluto anche Umberto Tronchin. Chi è Umberto Tronchin? Umberto Tronchin è una persona che si occupa di disabilità, ma non solo, di fragilità, ma non solo, sta cercando anche lui di mettere la famosa goccia nell'oceano, anche se veramente con l'Auser in maniera molto importante ma anche molto difficile. Noi volontari stiamo veramente passando un momento terribile con la burocrazia che veramente ci sta soffocando. Io penso, e l'ho detto anche stamattina, che il nuovo Presidente della Regione deve rivedere un po', come dice il Professor Gerosa, la piramide che c'era una volta non c'è più, va capovolta, soprattutto mettendo al primo posto le fragilità. Prego Manuela Beni. Allora, Presidente Polaris, cos'è Polaris, cosa ti occupi, così lo diciamo ancora una volta per capire l'importanza di queste associazioni. Prego Manuela e sempre grazie.
Buongiorno a tutti, grazie a te Mirella per questo invito. Allora, l'associazione Polaris è un'associazione giovane che è sorta nel 2018 di Silea e operiamo direttamente nel territorio, ma non solo, perché abbiamo un'idea di inclusione diffusa. Pertanto l'inclusione non è soltanto legata a dei progetti specifici, ma è legata anche a spazi, comunità, territori che vanno oltre a quello di Silea e oltre i cittadini di Silea. I nostri interventi sono rivolti soprattutto alle persone con fragilità. Per noi la fragilità è un valore importante, un valore umano importante, perché la fragilità comunque ci permette di accogliere, incoraggiare, comprendere e cercare di sviluppare interventi, esperienze, attività per una comunità sempre più coesa e che difenda i diritti della persona. La persona è al centro dei nostri interventi. Operiamo al Parco di Moreri con tutta una serie di iniziative rivolte a bambini, anziani soli, emarginati, a persone con problemi di salute mentale, facciamo attività di prevenzione. Adesso apriremo a breve anche un centro di sollievo, inteso come spazio soprattutto non di cura della persona, ma di prevenzione al decadimento cognitivo, perché anticipa sempre di più. Lavoriamo con la giustizia riparativa, lavoriamo sul disagio giovanile, lavoriamo con le famiglie a sostegno proprio per i disagi economici, sociali, linguistici che naturalmente le connotano, e quindi lavoriamo un po' in generale soprattutto anche sulla disabilità e in generale sulla fragilità. A 360 gradi. Sì. Allora sentiamo anche Umberto Tronchin-Hauser, questa parola magica, soprattutto che aiuti diversamente giovani, come li chiama Mirella, con molte difficoltà, perché mentre un giovane, penso io, Umberto Tronchin, che si arrangia, diversamente giovane in grosse difficoltà, tanto è vero che sabato noi partiremo con un nuovo progetto, una trasmissione che andrà in onda nella terza parte del sabato, lezioni di sicurezza con un informatico, per aiutare queste persone ad adoperare, a non cadere nelle truffe, perché ormai le leggiamo quotidianamente. Perciò noi il sabato nella terza parte faremo lezioni di sicurezza proprio per far capire, facendo imparare loro come usare questo cellulare che diventa un'arma micidiale. Prego Tronchin. Buongiorno a tutte e a tutti. Mirella, grazie ancora, ogni tanto vengo a trovarti con molto piacere. Io credo che siamo in una società un po' disarticolata rispetto a quella che abbiamo conosciuto quando eravamo giovani noi. Siamo in una società che sempre più si chiude escludendo alcune persone. Io penso che dobbiamo invece rovesciare questa piramide, che fa parte anche della burocrazia, come citava prima la Mirella, rovesciare questa piramide e provare a dare una risposta collettiva ai bisogni. Bisogna aprire dei concetti di intergenerazionalità, che è la prima forma di inclusione, perché l'intergenerazionalità è quella mutualità che aiuta le generazioni. Noi come associazione siamo impegnati su questo tema. Manuela prima diceva, noi siamo un'associazione, Polaris è uno dei 60 circoli della provincia di Treviso che compone la nostra associazione, sicuramente anche un'associazione di rilievo rispetto alle cose che fa, anche grazie alla Presidente che è Manuela, che è sempre un vulcano. Il tema è insieme cosa possiamo fare. Insieme possiamo fare tante cose. Oggi parlare di inclusione significa capire perché i giovani si isolano. Oggi parlare di inclusione significa capire perché i ragazzi non vanno più a scuola. Oggi parlare di inclusione vuol dire perché le persone non studiano e non lavorano. Io credo che questo sia un fattore importante da affrontare, perché quando si smette di avere almeno una speranza di futuro, si diventa apatici a tutto e non si sente più cittadini, non ci si sente più cittadini che hanno dei diritti e che possono avere anche un futuro. Provare a dare speranza. Io credo che la generazione dei diversamente giovani ha avuto una speranza.
perché molti di noi sono nati o prima o a ridosso della fine della guerra e abbiamo visto un paese che era distrutto, abbiamo vissuto una società senza nessun diritto e molto allo sbando, che si è poi costituita anche attraverso il sistema di quelle che sono le rappresentanze sociali, politiche, economiche anche, perché eravamo distrutti da questo punto di vista, per cui abbiamo avuto fiducia nel futuro, una speranza. Oggi vedo che questa speranza c'è meno e questo è un fattore che preoccupa. Allora, provare a trasmettere quell'entusiasmo che ha animato gli anni dei nostri 20 anni, 15 anni, 18 anni, 30 anni, spiegando che le difficoltà si affrontano sperando nel domani e sognare un domani è fondamentale. I sogni non costano ma aiutano a vivere bene e a darsi anche degli obiettivi. Allora, adesso vi porto a Roma, andiamo e salutiamo il dottor Maurizio Fiasco, sociologo, parleremo anche di bonus, grazie veramente dottor Fiasco. Saluto anche Maria Dolores Secco, scrittrice, grazie Maria Dolores. Mancanza di dialogo tra i giovani, sentiremo cosa ci racconterà Maria Dolores, però prima vorrei passare al dottor Maurizio Fiasco. Allora, dottor Fiasco, come commenta le parole che ha sentito? Prego. Ma è chiaro che c'è una condizione di sofferenza che gli adulti non vedono nelle nuove generazioni e questa sofferenza è data dal taglio molto pronunciato che è stato compiuto alle occasioni di socialità in presenza dei giovani. Poche ma importanti ricerche, compresa quella di una dell'Istat, ci dicono di una drastica riduzione delle occasioni di incontro per le pratiche sportive, per una socializzazione nei contesti di vicinato, per la vita all'aria aperta delle nuove generazioni. Perché questo? Perché c'è una esasperata commercializzazione della vita quotidiana delle nuove generazioni, cioè l'offerta di consumi che hanno come contraltare la sedentarietà, il blocco delle relazioni sociali o se non il blocco, insomma la difficoltà nelle relazioni sociali è diventata veramente assediante verso le nuove generazioni. Faccio un esempio. Sentivo prima l'interlocutore, il collega che ha parlato, fare un raffronto tra ieri e oggi. Ecco, ieri i nostri genitori lamentavano che stavamo troppo fuori casa per giocare a pallone, per vedere gli amici la sera, perché stavamo in giro per la città, per le piazze, nei giardini, a casa degli amici, insomma a fare sport. Oggi i genitori dovrebbero lamentare, ma non vedono il danno che si sta facendo ai loro figli, dovrebbero lamentare l'eccesso di permanenza in casa dei loro figli nel corso della giornata. Cioè oggi gli adolescenti stanno troppo tempo a casa davanti a strumenti elettronici e questo lo denunciano da anni i pediatri inascoltati, comporta una riduzione della massa muscolare, un sovrappeso, una ipertensione, che poi questo comportamento di stare troppo tempo chiusi in casa si combina con l'assunzione di cibi ipercalorici, junk food, e con la sedentarietà esasperata. Allora, questo è un piccolo frammento, però le maschere, i copioni, come devono presentarsi in pubblico, non nascono più dalle relazioni, non nascono molto spesso più dalle relazioni tra pari, ma sono lo specchio di immagini che vengono loro proposte e questo non va bene perché riduce quella come possiamo dire, quell'età dell'esperienza quotidiana che è fondamentale per la crescita morale, intellettiva, per lo sviluppo armonioso della personalità. Ecco, io
le prime osservazioni a caldo che mi vengono in mente sono queste, cioè bisogna riportare i ragazzi all'aria aperta. Molto chiaro, dottor Fiasco, vado avanti, se no non ce la faccio. Vorrei sentire anche Maria Dolores Secco, questa scrittrice, vedremo anche le copertine dei libri di Maria Dolores, soprattutto questa mancanza di dialogo tra giovani. E poi mi ha intrigato questo titolo, Maria Dolores, 9 volte me, molto bello questo titolo. Prego Maria Dolores. Allora, grazie per avermi ospitata. Intanto io voglio lanciare una freccia a favore dei giovani, perché ogni generazione che passa c'è sempre il giovane che non va bene. Io sono tra i giovani ancora per poco, perché ho 33 anni, quindi sono nata negli anni 90 ed ero la generazione a cavallo tra l'avvento dei social e giochiamo in giardino. Sono dell'idea che è vero, ai giovani serve speranza, però ed è vero che dopo la guerra c'era più voglia di fare, di rimettersi in gioco, c'è stato il boom economico, per cui c'erano proprio una situazione completamente diversa da quella che adesso hanno i giovani. Io come madre di adolescente e come giovane ancora, io mi sento in questo paese ad oggi senza speranza e io dico, a me effettivamente hanno dato gli strumenti per avere questa speranza? Io che strumenti sto dando ai miei figli per avere questa speranza? La chiamano la fuga di cervelli. Forse non è solo il giovane che non riesce a trovare uno spazio comunicativo o uno spazio su cui sbocciare, e forse siamo noi adulti, e qui mi metto anch'io come genitore, che non stiamo lavorando il terreno sul quale farli sbocciare, che è diversa. Quindi quindi io punterei un po' meno sui giovani, guarderei un po' a noi come adulti della situazione. Ma infatti Maria Dolores, dopo quello che è successo anche a Crash Montana, è proprio questo, manca la figura adulta che controlla, che protegge questo giovane. È inutile che passiamo la colpa al giovane, il giovane beve, il giovane fuma, il giovane si droga, il giovane è obeso, il giovane non esce. È l'adulto che manca, la figura importante è l'adulto che deve controllare questo. Manuela Beni. Allora, sicuramente la parola chiave del 2026 è fiducia. Io credo che sia fondamentale ridare fiducia ai giovani attraverso l'ascolto, quindi la capacità di ascoltare i loro bisogni, i loro desideri, no? Perché è troppo facile, come diceva Maria Dolores, sempre incolpare i giovani. Io credo che la stessa società, quello che è successo in Svizzera, ci fa proprio riflettere sul fatto che questa società non in qualche modo tutela i bisogni dei giovani. Una società che si basa sul consumismo, sul fare denaro, e all'interno di questo c'è l'assenza totale dell'aspetto educativo dell'adulto, dell'importanza del suo intervento sotto questo punto di vista. Umberto Tronchi? Sì, io volevo essere chiaro, io non accuso i giovani e non voglio far assumere a loro nessuna responsabilità. La mia è stata una constatazione di un sistema che sta andando avanti purtroppo escludendo i giovani dalle scelte, e io ritengo che la responsabilità sia soprattutto del mondo degli adulti, che non assegna loro una responsabilità precisa e non li ascolta. Quando la nostra amica scrittrice dice i giovani emigrano, io dico i giovani non studiano, ed è un fenomeno che sta sempre più, non è colpa dei giovani, è colpa di un sistema che non sta dando loro la speranza del loro futuro. E mentre quando ho citato quello che è successo alla mia generazione, avevamo una speranza, oggi non ce l'abbiamo, loro non ce l'hanno, sanno che il mondo del lavoro spesso li mortifica. Perché emigrano? Perché le loro competenze non vengono usate per avere un paese moderno e migliore, e forse vanno ad aiutare altri paesi a crescere in modo diverso rispetto al nostro.
Parlo che le politiche sociali che vengono fatte non sono politiche di inclusione, ma hanno venduto da tantissimi anni ormai, e per troppi, che le generazioni sono una in contrasto con l'altra. Io sono uno che ama molto il mondo dei giovani, li stima in modo particolare e vorrei poter dare di più. Abbiamo avuto un'esperienza come House, abbiamo fatto un progetto che si chiama l'Orchestra delle Comunità e abbiamo messo insieme noi, il mondo degli anziani, i ragazzi scout, le scuole, per fare cosa? Per aiutare, creare un sistema intergenerazionale di mutualità che si aiuta e si trasmette valori e competenze che diventano anche educazione, che diventano progetti educativi. Io ho trovato un entusiasmo incredibile sugli scout a fare queste cose e guardate che non gli chiediamo di fare gli scienziati, ma semplicemente andare a casa di un anziano a scaricargli gli esami del sangue. Cito una banalità: una signora nostra volontaria ha avuto un problema di salute, doveva pulire il giardino perché sennò scivola sul marciapiede delle foglie che erano cadute. Sono dei 2 ragazzi degli scout ed è rimasta entusiasta e loro stessi sono stati entusiasti di questo rapporto che si è generato e la chiamano tutti i giorni per sapere come sta. Ecco, io penso che se noi poniamo questa cosa mettiamo queste cose assieme alle tante macro politiche che dovremmo fare, diventa un elemento di trasmissione educativa, un'educazione a quello che deve essere una società che si parla. Quando noi, come diceva Emanuela, diamo una risposta o proviamo a dare una risposta alle persone che beneficiano della giustizia riparativa, è provare a dare speranza a queste persone, inserirli in un contesto sociale in cui si sentono utili, che forse capiscono anche l'errore che hanno fatto. Cioè io penso che questo sia fondamentale farlo e lo dobbiamo fare tutti assieme. Ora noi abbiamo un'esperienza da mettere a disposizione, ma che non vuol dire indottrinare o avere il verbo, vuol dire esclusivamente trasmettere competenze, storia, chi siamo, dove eravamo, e questo permette di guardare a un futuro con delle certezze, perché il futuro è l'evoluzione di quello che siamo, spesso se siamo bravi. Purtroppo in questi ultimi anni, quando parliamo di giovani, siamo tornati un po' indietro anche sui diritti. Allora, dottor Fiasco, quello che però traspare, sentivo anche ieri, e cito ancora questa tragedia di Crash Montana, dove nella civilissima Svizzera, se tu paghi fior di quattrini, puoi riuscire anche a cavartela e arrivare ai domiciliari. Basta che paghi forse una forte cauzione. Io penso che sia un messaggio devastante anche per i giovani, per i familiari, e soprattutto pensare a quello che può succedere invece anche nel nostro paese. Lei l'avrà sentito, questa famiglia nel bosco, questa famiglia che arriva dall'estero, ecco, decide di vivere come vuole, non rispettare le regole che rispettiamo tutti, non ha l'agibilità e se non aveva questo poteva benissimo essere fermata. Questa casa non era agibile, questo casolare, e perciò non poteva entrare. Lo facciamo tutti. Come passiamo? Se non è agibile tu non puoi entrare, ti fermano subito. Invece si lascia fare nel nostro paese, si va avanti, non si fa prevenzione e poi succede quello che è successo. Questi bambini terrorizzati, perché per loro è il grande trauma. La popolazione che si è divisa in 2, tutti servono a sapere, tutti decidono cosa si doveva fare. Capisce che i giovani che stanno ascoltando, questi adulti che devono decidere per loro, non riescono più a capire, vanno fuori di testa. Tanto posso fare tutto, qual è il problema? Anche se sbaglio, quelli che alzano l'asticella. Progetti presentati tantissimi, dottor Fiasco, anche qua a Treviso, portati avanti quasi 0. Basta vedere i numeri che abbiamo anche a Treviso della microcriminalità e della criminalità. Allora cosa dice lei? Quali sono i messaggi che arrivano proprio da quell'adulto, da quell'amministratore, da quei governanti che dovrebbero proteggere con delle leggi severe per chi sbaglia deve pagare, non può passare la liscia perché ho tanti soldi, chi se ne frega. Prego, dottor Fiasco. Sì, ci sono 3 grossi argomenti proposti. Il primo è la responsabilità dell'ordinamento giuridico elvetico, che per ciò che riguarda questioni che sembrano minacciare un quadro, loro sono severissimi. Se tu
superi di 3 km i limiti di velocità massima in uno dei cantoni svizzeri, la procedura è una procedura penale, neanche amministrativa, per capirsi. Poi su altre cose dove il business è così prevalente, a dettare le regole, anche le regole di cautela e di responsabilità di chi dovrebbe controllare, e vengono rese più lasche. Questo, diciamo, ci dovrebbe portare a una riflessione critica sul mito, perché la Svizzera è per noi italiani molto provinciali un mito, no? Un mito di ordine, di fraternità. Mi vengono in mente le battute finali del Terzo uomo di Orson Welles, insomma, no? Cioè, oltre all'orologio a cucù forse avrebbero dovuto inventare anche i controlli. Allora, poi c'è il tema centrale, su questo sono d'accordo, la responsabilità è degli adulti. Il problema centrale di tutti gli esseri umani, e ancor di più dei giovani in formazione, è quello di attribuire un senso profondo alla propria esistenza. Quindi sono alla ricerca di senso. Questa ricerca di senso passa per le esperienze, passa per la socialità, passa per una pedagogia, passa per un legame sociale, passa per un legame con la tradizione, passa per l'assunzione di una responsabilità. Quando in questa ricerca di senso viene messa di traverso un'offerta commerciale, che cosa significa l'offerta commerciale? Ti dico il volto che devi assumere, ti dico i comportamenti che devi esibire, ti dico l'abbigliamento che devi indossare, ti do anche lo slang nel modo di parlare, cioè praticamente noi trasformiamo questi ragazzi, questi giovani, queste personalità alla ricerca di un senso nella vita in attori a cui assegniamo un copione da recitare. E questo ha come conseguenza un forte senso di vuoto che poi si cerca di colmare anche qui con quello che l'offerta commerciale mette a disposizione, e quindi si aggiunge un danno ad un altro danno. Ripeto, abbiamo tolto ai giovani la città, abbiamo tolto ai giovani il vicinato, abbiamo tolto ai giovani la scoperta dello spazio, la scoperta delle generazioni, la scoperta di un'eredità sociale, di un'eredità morale, eccetera, eccetera, e gli abbiamo dato in cambio tutta una serie di prodotti commerciali, e gli abbiamo dato in cambio anche un copione da recitare, che naturalmente lascia angoscia e vuoto e frustrazione. La famiglia nel bosco. La famiglia del bosco è diventato un caso nazionale, un caso internazionale, molto strumentalizzato naturalmente, ma perché ha avuto una grande forza di suggestione? Perché ha riproposto simbolicamente una utopia regressiva, una utopia che ci fa regredire in una visione infantile di una sorta di poesia che controbilancia la industrializzazione, i modi di vita quotidiani, per cui si è riprodotta la classica polarizzazione dell'individuo che sceglie artefice in toto della propria vita, che definisce da sé, senza le regole sociali o istituzionali, i canoni e i doveri e le responsabilità verso se stessi, verso la famiglia, verso i figli, e si contrappone in questo a che cosa? Al portato di una civiltà, diciamolo francamente, perché l'istruzione obbligatoria è stata una grande conquista di civiltà, è stata una grande conquista che per la prima volta in Italia viene scritta in una Costituzione. Il diritto del minore ad avere le condizioni armoniche di sviluppo della sua personalità è stata una grande conquista del nostro ordinamento, e non può essere decisa autarchicamente da una famiglia. La famiglia può essere un contenitore, come è nella stragrande maggioranza dei casi, il luogo degli affetti, il luogo degli apprendimenti, il luogo della socializzazione primaria, il luogo del bene,
ma può essere anche un contenitore di patologie, cioè se le visioni ideologiche dei genitori, le visioni comportamentali dei genitori danneggiano i bambini, gli adolescenti, nella nostra Repubblica vale un principio che il minore è un cittadino e che la Repubblica deve tutelarne l'integrità umana e l'integrità al suo diritto di uno sviluppo armonico della personalità. Quindi molto chiaro, dottore, vado avanti perché se no non ce l'ha fatto, ma è stato chiarissimo. Poi ritorniamo, dottor Fiasco. Volevo sentire anche Maria Dolores Secco, questa giovane, perché è ancora giovane, deve ancora arrivare agli ANTA, è ancora negli ENTA. Allora, cosa dici tu come scrittrice di questa storia incredibile, questa storia dove ha commosso, perché abbiamo messo il bambino al primo punto, non si può togliere i bambini alla famiglia, ai genitori, è il modo forse con il quale è stato tolta questa creatura, queste creature alla famiglia, è il contesto, però giustamente il dottor Fiasco fa capire, siamo nel 2025, ci sono delle regole, ci sono delle cose che il bambino deve essere tutelato, il bambino non sa, non può difendersi, il bambino è logico che segue il genitore, però non può neanche vivere in quelle condizioni. Era stato loro proposto un appartamento, non è vero che non avevano niente, non volevano vivere nell'appartamento, ma non erano i bambini, erano i genitori che prendono queste decisioni. La scuola, ma non è così proprio chiaro se il bambino e i bambini sapessero andare a scuola. Tu come la vivi come scrittrice questa storia, Maria Dolores, dopo aver sentito anche quello che ha detto il dottor Fiasco? Io ho sempre avuto come opinione personale che ero d'accordo con il fatto che fossero stati tolti i bambini. Non era stato detto, segnalata la cosa da 15 giorni, non è avvenuto tutto in 15 giorni. Era un anno che andavano avanti le segnalazioni, i controlli, le proposte. No, ferma, è successo perché erano stati intossicati dai funghi, calma, e sono andati al pronto soccorso, se no non si sapeva neanche sta storia, calma, avevano rischiato di morire queste creature, prego. Quindi voglio dire, le nostre istituzioni secondo me si sono comportate in maniera corretta in questa situazione, perché più e più volte gli sono venuti incontro e c'è stato un menefreghismo. Se io madre non voglio che i miei figli facciano scuola e faccio l'homeschooling in maniera poco chiara, non voglio che socializzino con gli altri perché solo in determinati contesti, allora io per prima do l'esempio e non utilizzo internet come fufaguru. Cioè, capiamoci bene, io quando insegno qualcosa ai miei figli per prima lo metto in pratica con l'esempio. Io per me non posso fare quello che voglio e poi pretendere che i miei figli vivino al di fuori della società o imporgli un modo di vivere che non è idoneo, perché i miei figli, io ho 3 bambini, hanno un tetto agibile sopra la testa, hanno corrente, hanno acqua calda, hanno la loro stanza, il più grande ha l'accesso a internet per i compiti, hanno la loro oretta di svago sulla televisione, vanno fuori con i loro amici, condividono lo spazio, giocano a calcetto, hanno le loro attività, vanno a scuola, hanno la loro comunità scolastica dove poi ci si invita a compleanni, cioè c'è un senso di comunità. Tu non puoi togliere ai figli una cosa del genere e aspettarti che non agiscano le autorità. E oltretutto vuoi vivere nel bosco, vuoi vivere selvaggiamente, ma almeno sappia, tu devi sapere cosa puoi o non puoi mangiare. Cioè non puoi mettere così in pericolo i tuoi figli. Io, scusami, ma questa storia mi altera parecchio perché ho visto proprio una mancanza di lucidità quando si andava contro le nostre istituzioni su questo caso. E anche il paragone però i rom i figli non li ritolgono. Beh, i dati parlano chiari. Ai rom i figli vengono tolti
non è vero che non agiscono. L'ho detto anch'io, Maria Dolores. Scusa Maria Dolores, ma devo correre, tanti ospiti, ma sei stata molto chiara, condivido quello che hai detto, tu non puoi straniero arrivare in Italia e fare quello che vuoi, però anche qua le istituzioni dovevano muoversi prima, Dolores, sapevano benissimo, la casa doveva essere inagibile, punto, chiuso, e tu non puoi entrare su quella casa, tu rispetti le regole, non fai quello che vuoi, calma, calma sul dire faccio quello che voglio, noi rispettiamo le regole e le leggi sono chiare anche per i bambini, come hai detto tu. Come l'hai vissuta tu invece, Manuela, tu che le fragilità, perché qui stiamo parlando di fragilità? Certo. Prego. Allora, secondo me bisogna recuperare anche un concetto di sicurezza, no? Cioè nel senso che la sicurezza a volte noi ci limitiamo a ritenerla come quella che è legata a una serie, un assetto di regole che dobbiamo rispettare, però è un qualcosa di più. Il concetto di sicurezza è un concetto legato alla salute, al benessere e il benestare della persona, per cui sostanzialmente reputo che anche questi bambini abbiano il diritto di avere a livello educativo delle risposte che prima giustamente il dottore intervistato diceva che questi ragazzi, anche i giovani, sono alla ricerca di senso, ma siamo noi adulti educatori che dobbiamo creare contesti di esperienza dotati di senso e di significato, e in questo senso credo che possiamo tutelare la salute come un valore veramente utopistico legato alla felicità della persona. Ecco, per cui anche nel concetto della fragilità, come dicevo prima, la fragilità non viene vista come un qualcosa di negativo, è un qualcosa di prezioso che ti permette di avviare un percorso di crescita, mentre laddove noi abbiamo dei punti di forza, là sei poco motivato, diciamo, a poter attivare azioni, interventi, esperienze, attività che possano essere di per sé stimolanti. L'altra cosa, effetto negativo di tutto quello che sta succedendo con, diciamo, quei bambini del bosco, sono due cose, due aspetti. Una, naturalmente, la diffidenza verso le istituzioni. Adesso le persone, anche le famiglie con difficoltà, prima di arrivare ai servizi fanno molto più fatica perché hanno paura che vengano tolti i bambini. Il secondo aspetto che leggevo ieri era che c'è sempre, chiudiamo le classi, parlo di scuola, e aumentano sempre più i gruppi parentali, i gruppi famiglia, e anche questo è un aspetto che sicuramente avrà delle ricadute molto ma molto importanti sulla cultura della nostra civiltà. Adriano da Campalto, ciao Adriano. Ciao, intanto auguri di buon anno in ritardo, ma sempre buoni. Allora, volevo dire una cosa, no? Siccome ho vissuto una vita molto intensa e piacevole, soprattutto stare in collegio da quando che sono nato qui a 15 anni, va bene? Dopo ho detto papà trovami un lavoro perché sono stanco di stare in collegio e quindi sono stato sfruttato, non piacere. Voglio dire una cosa, no? Io penso che sia importante, va bene, di essere più giusti in questa vita, perché tante volte abbiamo due pesi e due misure. Di cosa sto parlando? Di quella coppia di moglie e marito con i due figli su il bosco. Allora, ce la prendiamo con queste persone che sono deboli e fragili e dolci, no? E dove che c'è veramente da prenderci, non ce la prendiamo. Quindi trovo molto vergognoso che ci sia due pesi e due misure. Quindi chi capisca, capisca. Grazie, arrivederci. Grazie anche Adriano, ho sentito le riflessioni di Adriano. Umberto Tronchin, oggi so che c'è una riunione importante, parliamo sempre di fragilità. Noi come Media Nord-Est abbiamo fatto vedere più volte questi ragazzi, ecco, fuori dalla prefettura, che non avevano vestiti, non sapevano dove andare, cercavano un lavoro. E quello che ha colpito anche l'opinione pubblica, perché poi ho ricevuto anche tanti messaggi, sono i numeri. Parlavamo di 7-8 persone, addirittura un ragazzo intervistato che sta cercando di aiutare è passato questa mattina, era senza scarpe, con una coperta sulle spalle.
Ti sembra, Tronchin, che abbiamo superato l'asticella? Siamo in tanti, come dici tu, nel mondo del volontariato, tutti che fanno, tutti che danno, e poi troviamo 7 persone nella civilissima Treviso. Abbiamo parlato della Svizzera, io parlo di Treviso, dove ci sono questi appartamenti miliardari, ma nel vero senso della parola, hanno 3 piscine. Non ci sono case per i giovani, non ci sono case per i diversamente giovani, per gli operai. Però poi vediamo questi numeri. Tu oggi c'è questo vertice in prefettura per cercare di trovare le soluzioni, e chi c'è in questo vertice è il mondo del volontariato, che ancora una volta viene chiamato a dare risposte, dove le istituzioni, con tutto questo ambaradan che hanno, abbiamo visto anche a fine anno, luci, lucette, alberi, di tutto e di più, non danno. Allora, Tronchin, ecco, 7 persone senza scarpe, senza vestiti, al freddo a Treviso. Una considerazione molto veloce sull'argomento di prima. Io sono anche nonno, oltre che genitore, e penso che siano consumate 2 follie. La prima follia è far vivere dei bambini in quel modo. La seconda follia è che la politica l'ha cavalcata alla grande per interessi, non fidandosi di chi invece questo problema lo conosceva da tempo. E poi la terza follia è lo schierarsi a prioristico rispetto alle sensazioni personali e alla invocazione della propria libertà personale di fare quello che si vuole, che non è democrazia e forse non è neanche anarchia, che si è sviluppata su questo tema dei bambini del bosco. Fermo, perché abbiamo Giancarlo da Vicenza, se no cade la linea, poi continuiamo. Vai Giancarlo. Sì, Mirella, sono Brunello Giancarlo, Fara Vicentino. Io avrei bisogno di parlarle personalmente, posso anche accennarle? No, fermo là, che ti chiamo io quando ho finito la trasmissione. Ti chiamo io, Giancarlo, quando ho finito la trasmissione lascia il tuo numero di telefono in regia che ti chiamo. Allora, Tronchin, sì, prego. Allora, sul tema invece che mi chiedevi, sì, adesso alle 11:30 c'è un incontro in prefettura e c'è il mondo del volontariato. Le persone non sono circa 70. Poi ci sono sicuramente quelli che non accettano di avere un ricovero e preferiscono questa vita. Però ce ne sono molti altri che non conosciamo. Purtroppo basta fare un giro per i campi. La manodopera è molto extracomunitaria e ci sono molti ragazzi che, se io la mattina vado in ufficio tutte le mattine alle 7, ci sono i pulmini che li vengono a prendere e li portano a lavorare e non si sa dove dormono molto spesso. Poi c'è l'altra follia, che quando superano i 6.500 euro all'anno, se hanno un contratto di lavoro, li buttano fuori dai CAS, che è un'altra follia. Per cui lì ci sarebbe anche da valutare su come vengono retribuiti per non fargli superare i 6.500 euro all'anno. E poi c'è la questione di un bisogno umano, prima di tutto, di avere una casa. Ora noi ci siamo posti un problema, abbiamo fatto un incontro col prefetto qualche settimana fa, ci è stato detto che loro fanno la prima accoglienza, il resto, la seconda, aspetta i comuni. Il comune ci dice che loro non hanno nessuna possibilità e la gente è per strada. Fermo, perché abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, volevo fare una considerazione personale riguardo i bambini del bosco. Questi avranno un trauma che se lo portano per tutta la vita. Ecco, le dico una cosa personale. Io vengo da una famiglia patriarcale, sono anziano ormai, ma tanto anziano. Sono anziano e mi ricordo come fosse adesso, che mia mamma ci portava in stalla a lavarti, prendeva l'acqua del pozzo e ci scaldavamo in stalla e tutto. Quando ho iniziato a fare la prima elementare, la maestra non è che ci umiliava, ma noi puzzavamo la stalla, ci metteva negli ultimi banchi, perché praticamente l'abbigliamento era fatto così e noi però l'abbiamo sofferto. Vede, dopo decenni io mi ricordo un po' di questo particolare. Questo trauma che hanno avuto i bambini, secondo me devono essere portati via subito da quella volta che era accaduto, sono andati a pronto soccorso. Non deve parlare tanto, perché qua si sente. Io l'altro giorno ho sentito un magistrato addirittura per televisione, un grande magistrato, io non avevo niente, non avevo qua, non avevo là, ma i bambini vanno tutelati. Ma come tutelati? I bambini vanno tutelati conforme alla legge italiana.
Buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego Tronchiso, allora, stamattina commentare. c'è questo vertice perché una delle cose che è stato detto è stata: noi non possiamo fare niente, vedete voi. Abbiamo lanciato una sottoscrizione che ha dato anche un buon risultato e stamattina ci presentiamo con alcune proposte. Fortunatamente c'è una disponibilità del parroco di Monigo, Santa Bona, di mettere a disposizione un capannone riscaldato. Useremo queste risorse se ce le danno e chiediamo alle istituzioni di darci una mano perché non riusciamo a garantire come volontari, fra l'altro molte sono persone più anziane del sottoscritto, anche il presidio notturno. Però faremo l'accoglienza la mattina, faremo la colazione, gestiremo un po' di cose e speriamo che la cosa abbia almeno in questa fase così difficile per il freddo che c'è, per la situazione meteorologica, dia una prima risposta. Però il problema va affrontato un po' complessivamente. Io credo che ci sia una responsabilità da condividere con moltissime parti sociali. Chi ha delle persone che lavorano deve preoccuparsi anche di dargli un ruolo di cittadini prima che di operaio, di come lavoratore. Facevano i grandi industriali di una volta con la quinta elementare, Olivetti, che facevano la casa vicino alla fabbrica, sì. Allora, per l'operaio. Allora, affrontare questo tema secondo me è necessario. Oggi con grande piacere ho visto che c'è un'intervista di un industriale, Zanardo, così, quello che ha i famosi cami verdi, che conosco perché nella mia vita sindacale l'ho incrociato tanti anni fa, che ha dimostrato una sua attenzione, ha dato una sua disponibilità, e io penso che si stia con questa prima presa di posizione aprendo veramente una possibilità diversa. Cioè la coesione sociale si fa anche ritenendo che le imprese che hanno un ruolo sociale non possono essere imprese che hanno la manodopera e poi la manodopera non si sa dove vive, no? Devono dare una mano alle istituzioni, a tutti, a risolvere questo problema. Però vedi Tronchino, tu hai detto una cosa importante, ecco qua che la squadra si rompe, nel senso che noi siamo questi e aiutiamo fino a questo punto, sì. Però a mio avviso abbiamo altre squadre che potrebbero fare il dopo di quello che fate voi, perché le abbiamo, e il problema è che non si capisce mai chi decide di far partecipare a questo tavolo, chi e quanti. Perché se noi pensiamo al numero, e Manuela lo sa benissimo, del mondo del volontariato che abbiamo anche qua a Treviso, e vedere attorno ai tavoli sempre i soliti noti, tutto il resto è fuffa e noia, persone che tutti i giorni sono impegnate nel mondo del volontariato, penso ai carabinieri in pensione, alle associazioni combattentistiche, che potrebbero benissimo fare il notturno, perché sono persone che hanno bisogno anche di controllo, perché abbiamo sentito cosa può nascere all'improvviso. Capisci che non ci siamo, c'è sempre questa divisione, c'è sempre questo tavolo che si rompe a metà. Cosa dice il dottor Fiasco? Sarebbe ora invece che gli amministratori facessero squadra con quello che serve per fare questo, chi mi serve, chi mi può aiutare, e invece il solito caglierone, e dopo ognuno tira fuori quello che vuole, e sono gli amministratori e sono veramente le autorità. Prego, dottor Fiasco. Sì, bisognerebbe un po' raffreddare emotivamente e anche politicamente la questione, perché emozioni e passione politica spesso confliggono con un approccio competente e ragionevole. In realtà sono temi che hanno visto possono beneficiare di una elaborazione anche molto attenta, molto competente, che può consentire di arrivare a soluzioni che soddisfano tutti. Bisogna un po' anche deflazionare, cioè sgonfiare questo bisogno di riconoscimento pubblico da parte delle varie componenti, insomma, cioè ognuno deve stare bene nel suo ruolo, deve ascoltare e apprendere da come gli altri svolgono la loro missione, il loro compito, eccetera, collaborare e avere anche l'umiltà di mettere a disposizione quello che possono fare e non avere la presunzione, cioè bisogna evitare un ragionamento che capisco è un ragionamento naturale che viene da fare. Allora io voglio il bene, quindi ho ragione, sono nel giusto e quindi quello che propongo è quello che ci vuole. No, non è così. Il fatto che tu voglia il bene è la precondizione.
dal volere il bene e al fare il bene c'è di mezzo la competenza e la qualità e la correttezza nel rapporto tra i ruoli, perché a volte c'è uno scambio tra bene e male, no? Cioè voglio il bene, poi alla fine faccio il male. Allora la motivazione a contribuire a fare il bene è la risorsa di partenza. Poi bisogna avere l'umiltà di chiedersi: ma io cosa effettivamente, io come sistema intendo dire, non io come persona, come sistema, come organismo, come parte, eccetera, ma io effettivamente cosa posso mettere a disposizione? E senza di questo il comune deve avere la tranquillità di poter essere una sorta di regista di tutto questo, che attribuisce con equilibrio i ruoli e fa interagire bene con un tasso di emotività il più possibile basso. Naturalmente le passioni sono importanti, non vanno disprezzate, però se si vuole raggiungere un risultato bisogna lavorare sull'equilibrio. Mi rendo conto che sembra un discorso un po' conservatore il mio, però non ne vedo altri. No, cioè, ha ragione dottor Fiasco, ma pensi dottor Fiasco, ho pensato, quando ho sentito di questi ragazzi che non avevano vestiti, non sapevano dove mangiare, i banchi solidali, quanti ce ne sono a Treviso? Siamo strapieni di vestiti, di scarpe, di robe da mangiare. Chi ci ha chiesto niente? Nessuno? Eppure sanno che ci siamo. Cito un nome perché è importante, Caritas, Sant'Egidio, e sono sempre quelli che girano, anche se in realtà ce ne sono molti altri, ma nessuno ci ha chiesto: abbiamo queste persone, avete qualcosa per aiutarci? Perché come dice lei, ognuno vuole la propria visibilità, faccio io e ti tolgo fuori, tu non c'entri, perché devo avere solo io la visibilità, devo essere io il bravo del quartiere, non può funzionare così, perché poi i risultati li vediamo. Maria Dolores, rinunciare alla visibilità, perché insomma c'è il vecchio detto, si fa il bene cercando di non farlo, di non esibirlo. Dottore, devo correre, devo salutare anche Maria Dolores, vediamo che la copertina del libro di Maria Dolores, per cortesia, 9 volte me. Allora Maria Dolores, cosa dici tu? Ecco, tu ti avvicini, hai detto agli ANTA, cosa speri avvicinandoti agli altri? 9 volte me diventeranno 90 se qualcuno non si muove, e questi ragazzi non sapranno, questi anche diversamente giovani, dove andare a parare, punti di riferimento, poi ci sarà il caos se continuiamo così. Basta vedere i piani territoriali, devono ancora funzionare, tutti ne parlano. Ciao. Prego Maria Dolores, bellissima questa copertina, complimenti Maria Dolores, e anche il titolo, prego. Allora, questa è la seconda edizione, ero già venuta a presentare la prima da te, e questo libro ho fatto, cioè, io sono dell'idea che ciò che dà la tua mano destra, come c'è scritto nella Bibbia, non deve saperlo la mano sinistra, cioè quando fai in silenzio e tenetelo per te. Tornando al discorso di prima, questo libro comunque mi ha aiutato ad arrivare a tante persone, aiutare tante donne, perché parla di violenza sulle donne, e io sono dell'idea che nel nostro piccolo noi adulti dobbiamo cercare di creare un mondo migliore per i giovani, dobbiamo dargli gli strumenti per essere adulti consapevoli, adulti migliori. Questo è il mio modo. La scrittura è il mio modo per contribuire. Oltre a 9 volte me ho scritto Figli della Cenere, ho scritto altri libri che provano a sensibilizzare su tematiche che vanno dalla violenza di genere alla violenza razziale, e questo è il mio modo. Molto chiaro, grazie Maria Dolores. Non sono d'accordo su quando dici la mano destra non deve sapere quello che fa la sinistra, perché in questo modo non siamo conosciuti, non ci conoscono, non ci vedono, le persone non sanno a chi rivolgersi. Sarà utile che cambiamo, purtroppo mi dispiace Maria Dolores, ma ormai la sinistra deve far sapere cosa fa la mano destra, perché non ne andiamo fuori, siamo in tanti, facciamo tanto, ma alla fine i numeri non tornano, perché troviamo l'anziano morto in casa, il giovane che si suicida, le persone senza scarpe, siamo strapieni di roba dappertutto. Capisci che non può continuare così, sarà utile che la mano sinistra si muova e faccia capire che c'è. Allora intanto andiamo a vedere l'intervista a Manuela Beni, poi sentiamo come ci saluta.
Un'altra associazione conosciutissima a Silea, Polaris. Chi è Polaris? Ma è Manuela. Eccola qua. Manuela. Buongiorno a tutti, sono Manuela, presidente dell'associazione Polaris, un'associazione che è inserita nel territorio di Silea dal 2018 con un gruppo di volontari che era un gruppo spontaneo, attualmente invece un'associazione che ha in gestione il Parco dei Moreri di Silea. È un'associazione che lavora sull'inclusione, su un'inclusione diffusa da 0 a 100 anni e anche oltre, per chi ha la fortuna effettivamente di andare oltre, lavorando su tutte le fragilità, ed è per questo che noi cerchiamo di, una volta posta l'attenzione sui bisogni della persona, di dare delle risposte effettive attraverso attività ludico-ricreative, attraverso uscite, attraverso la cultura, attraverso lo sport, attraverso diverse modalità in base proprio a quelle che sono le necessità del momento. Manuela, un messaggio che vuoi dare alle famiglie, a queste famiglie che delle volte fanno fatica a far avvicinare i loro ragazzi a questo mondo, al mondo del volontariato. Ecco, che messaggio vuoi dare? Allora, io essendo un insegnante reputo che l'educazione alla solidarietà, al mutuo aiuto, alla presenza, alla vicinanza nasce proprio all'interno della famiglia e poi anche delle agenzie educative. Pertanto con l'aiuto della famiglia e anche delle stesse agenzie educative, vedi la scuola, la parrocchia, le associazioni, i centri, sicuramente si può fare un cammino insieme. Grazie, grazie veramente, ma siamo anche con Giancarlo Cavallin, chi non conosce anche Giancarlo. Allora, che messaggio alle famiglie, Giancarlo? Ma è il messaggio soprattutto quello di fare uno sforzo, di entrare un po' in relazione con chi sta attorno, perché spesso a volte le persone vanno in difficoltà e non sanno in qualche modo invece entrare in relazione con chi sta attorno a loro, e quindi anche farsi aiutare quando serve, ma anche essere di aiuto in altri casi. Insomma, ecco, credo che questo sia importante un po' per tutti e non vivere quindi un po' in quella tendenza di rimanere chiusi nel proprio habitat e basta. Insomma, ecco. Grazie veramente, grazie a Giancarlo Cavallin. Abbiamo Vittorio da Venezia al posto di Giancarlo adesso. Ciao Vittorio. Caduta la linea, vediamo se lo riprendi. Allora sentiamo Umberto, cosa ci dici, come ci saluti, cosa vuoi dire? Umberto Tronchin. Hauser, ho visto che hai anche un opuscolo là, cosa hai portato stamattina? Questo è un nostro progetto che era un progetto finanziato dalla Regione Veneto che si chiama l'Orchestra delle Comunità ed è stato adottato dalla conferenza dei sindaci. È proprio quel progetto che ho citato brevissimamente prima, in cui si prova a creare quella mutualità, quell'aiuto e quelle trasmissioni di competenze. Io, siccome sono uno che ama ancora sognare e nonostante la mia età continuo a pensare che il mondo possa essere migliore, auguro a tutti veramente che il 2026 ci faccia raggiungere una consapevolezza che stando bene assieme, volendoci più bene, forse miglioriamo anche il mondo. Allora sentiamo Vittorio, è tornato Vittorio, vai Vittorio. Dottoressa Minella, sì. Io volevo dirle solo una cosa, che la trasmissione è importantissima perché la dottoressa Minella, buongiorno dottoressa, le stavo dicendo che la sua trasmissione assieme ai colleghi fate un'informazione che è solare. Io lavorei qua a fare informazione e lavorei anche che venisse eletta al Consiglio provinciale. Lascia perdere, fammi un piacere, Vittorio, lascia perdere, fammi un piacere, lascia perdere la politica e Mirella, che sono proprio due cose separate. Ti voglio bene, grazie Vittorio per queste parole, sai, aiutano molto. Sto facendo veramente i salti mortali per cercare di aiutare le fragilità e gli amici qui vicini lo sanno. Ecco, non è per visibilità, è per cercare di fare una squadra importante fatta da tante persone, da tante realtà, ma è difficilissimo, Vittorio. Sarà anche al profondo sud, ma che ne sei qua al profondo nord, l'ha detto anche prima Tronchin, gente che dorme per i campi, si fa finta di non vedere. Io ho detto 7
persone, sono 70, ma non sono 70, saranno 300, 400, perché ci sono divisi in varie, però se li dividi poi esci il 5, il 7, il 9, vero Manuela? Sì. Allora, dottor Fiasco, come ci saluta e cosa vuole dire la politica, non ai politicanti, la politica quella seria, quella che si spera voglia fare qualcosa, prego. Allora, si sono toccati tanti temi, ciascuno molto molto interessante. Io ne scelgo soltanto uno, che quindi è un augurio in questo senso, è che il sistema degli adulti o i sistemi degli adulti a tutti i livelli che hanno una responsabilità genitoriale, educativa, istituzionale, anche religiosa, siano stimolati ad uno sforzo di apprendimento per cercare di capire come si presenta oggi la condizione dei giovani. Cioè noi abbiamo paura di entrare nei dettagli di una condizione e ci riferiamo a modelli sperando che ci diano una chiave di interpretazione. Dobbiamo avere l'umiltà di osservare e di coltivare una competenza, perché veramente oggi lo scarto tra gli adulti e i giovani è troppo ampio, e perché sono pochi gli adulti che riescono a comprendere senza essere, come possiamo dire, così collusivi, no? Ma stanno nel loro ruolo, riescono a comprendere questo bisogno fortissimo e insoddisfatto di senso che c'è nelle nuove generazioni. Chiarissimo, la ringrazio veramente il dottor Maurizio Fiasco, sociologo collegato con noi da Roma, per capire l'importanza veramente che bisogna che facciamo come una volta, facciamo un passo al lato, dottor Fiasco, che l'adulto deve controllare il minore, deve mettersi in primo piano, abbiamo le professionalità, che il volontariato deve fare squadra e sapere chi è, cosa fa e dove può essere utile. Non può essere che i medici di famiglia nel 2025 non abbiano ancora l'elenco delle associazioni di volontariato a cui rivolgersi per aiutare le persone che loro curano. Capite che dobbiamo fare tanta strada, però un po' alla volta ce la faremo, come ha detto prima l'ospite che avevo, Flaviana Conforto, responsabile Camminando Insieme. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Siamo con Marco Scolese, manager del terzo settore, parleremo di fenomeni giovanili, è un fenomeno che sta molto a cuore perché il futuro è là, dovrebbero essere loro che aiutano anche diversamente i giovani quando sono in difficoltà, così si faceva una volta. Non è il caso, Marco, che dobbiamo fare un passo a lato e capire, forse dobbiamo rivedere la storia, la nostra storia, per capire di aiutare queste fragilità che possono essere giovani o meno giovani. Prego. Beh, Mirella, guardare al passato aiuta sempre. Anche se non fosse altro per non rifare alcuni errori, ok? Però quando pensiamo alle fragilità bisogna sempre pensare al futuro, cioè bisogna pensare qual è il tipo di società che stiamo costruendo oggi in modo da trovarci domani un mondo, diciamo, migliore, una società migliore, un posto più bello nel quale stare. Cosa stiamo facendo oggi per il futuro e per queste fragilità? Guardare al passato sicuramente ci aiuta, e se guardiamo agli ultimi 20-30 anni forse qualche responsabilità politica di mancanza di azione c'è stata. Io toglierei il forse e direi mancanza. Io volevo essere gentile nella tua trasmissione. Io vado dritta, il forse proprio non possiamo togliere e dire che qualcuno ha virato da un'altra parte. Tanto è vero che i fondi del PNRR erano destinati al terzo settore e poi sono stati deviati, questa è la verità, una grande parte. Allora sentiamo anche Alessandro Alemanno, fondatore Cantiere Misto, creatività giovanile. Prego Alemanno. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Niente, mi inserisco nel contesto del terzo settore. Effettivamente il terzo settore è molto in crisi in questo periodo. È in crisi per i fondi, è in crisi per i volontari che mancano, è in crisi per tanti aspetti, ma anche perché è una società che è cambiata. Quindi così. È cambiata la società
Oppure c'è qualcuno che vuole far vedere questo tipo di società che, ecco, questo è un cambiamento epocale, è vero Alemanno, e lo dico anche a Scolese, però è dall'inizio della puntata, ma penso anche tutti i giorni, che io dico una cosa semplice. Noi dovremmo capire chi fa parte del mondo del volontariato, chi fa cosa, io sarei anche stufa di dirlo, e vedere quello che tu fai in base alle mie esigenze. Oggi c'è un tavolo in prefettura per aiutare quelle povere persone che lavorano ma che non hanno un tetto, non hanno vestiti, non sanno dove andare da mangiare. Eppure ti posso assicurare, penso che tu lo sappia Alemanno e anche Scolese, siamo in una città dove c'è il ben di Dio di associazioni di volontariato, di banche alimentari, di tutto e di più. Però se non fai parte dei cerchi magici, se non sei conosciuta a livello politico importante, tu a questi tavoli non siederai mai. Perché io chiamo i soliti noti, poi ho il medico di famiglia che viene qua, il rappresentante del medico di famiglia, e dice noi non abbiamo il numero e il nome delle associazioni di volontariato, perciò non sappiamo a chi rivolgersi. Quella volta che mi sono seduto a un tavolo con un'associazione di volontariato non mi serviva perché non faceva quello che volevo io. Allora non è il caso che anche qua la Regione, lo dirò anche al Presidente Stefani, inizi a capire chi c'è e chi fa cosa, per capire come può aiutare il sindaco, come può aiutare il mondo delle fragilità, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Alemanno, siamo in crisi, ma siamo in crisi perché la politica ci ha riempito di burocrazia. L'ho detto anche prima, ma lo dico sempre, giriamo col commercialista, paghiamo per fare i volontari. Poi hanno infierito ancora di più perché adesso i presidenti sono ancora più responsabili. O sbaglio? No, allora, Scolese. Esattamente così. Quando dici che nel nostro territorio, nella nostra regione c'è tanto volontariato, è vero, è una delle regioni, quella del Veneto, ha più alta professionalità e capacità di fare volontariato. Professioni come la mia, che in libera professione aiuto le associazioni, gli enti del terzo settore, che per i telespettatori sono tutti quegli enti che fanno attività senza scopo di lucro, cioè fanno attività anche lavorative ma non generano profitto, generano un valore sociale, quindi qualcosa che va a beneficio della collettività. Ora è una delle regioni a maggior competenza, a maggior capacità di fare volontariato, però io quello che dico quando mi fanno questa domanda rispondo sempre: non può far tutto il volontariato. Il volontariato può fare la propria parte nel proprio specifico, con le proprie forze appunto volontarie, ok? Qualche professionista viene pagato, i dipendenti di questa organizzazione è giusto che vengano pagati per la loro professione, però appunto sono organizzazioni di volontariato. Ciò che manca è una regia politica, cioè in che modo o in che direzione vogliamo investire le forze del volontariato? Qual è la direzione politica del volontariato nel nostro territorio? Perché se interroghiamo le associazioni di volontariato, loro hanno una loro idea. Se interroghiamo le organizzazioni che coordinano il volontariato, ce l'hanno una loro idea. Ma la politica? Questa è, diciamo così, la domanda che in qualche modo rilancio, perché l'attività senza scopo di lucro nel nostro territorio ce ne sono tantissime, però ripeto, non può far tutto il volontariato. Alemanno, come commenti? Ma allora, io avrei dei puntini e anche un po' dei sassolini nella scarpa da togliermi. Allora, la politica e anche un certo tipo di ragionamento economico che viene fatto sul terzo settore ha portato a vedere il terzo settore come un motore economico, no? Sembra che quasi quelli che fanno volontariato debbano, giustamente come ha detto, sostituirsi a tutte le cose che si sono da fare. Serve da fare il giardinaggio nel comune? Volontariato per il giardinaggio del comune. Serve per fare? Chiamiamo l'associazione di volontariato, mentre alcune cose dovrebbero venire da un welfare fatto anche dalle amministrazioni con fondi che le amministrazioni hanno. Cosa succede? Che in realtà hanno monetizzato il concetto del volontariato, sono usciti anche la nuova riforma
parifica le associazioni di volontariato e comunque quelle che lavorano nell'ambito del no profit, del terzo settore, le hanno parificate a delle aziende. Quindi che cosa succede? Che se l'azienda è anche piccolina, perché le associazioni ad esempio come la nostra è un'associazione piccolina, ok? Però si ritrova a dover far conti con burocrazie, adesso hanno spostato per esempio alcune cose di fiscalità di 10 anni in avanti, ok? Però il discorso è che il nostro volontariato è un volontariato che in parte è anche vecchio come volontariato, cioè non tutte le associazioni sono in grado di poter affrontare un mondo come lo stiamo vivendo adesso, no? Perché sono concepite in maniera con logiche vecchie, hanno avuto la fatica di doversi adeguare molto velocemente a registri nazionali, iscrizioni eccetera, e quindi di conseguenza molte di queste associazioni in parte si sono trovate davanti al dilemma: chiudo o mi adeguo, no? Inserendo commercialisti, adeguandosi con anche persone che hanno comunque una certa età. Lo dico anche a Scolesi, devo correre perché il tempo è tiranno, ma non è che forse la politica tende ad avere un volontariato strutturato, cioè molto strutturato a livello fiscale, a livello anche tecnologico, perché questa è la verità, senza capire invece, come si parlava all'inizio della trasmissione con Flaviana Conforto e Mario Paganessi, che bisogna avere anche l'umanità. Io mi ricordo sempre quella volontaria dell'Advar, quando di fronte a un imprenditore molto importante, importantissimo, a Treviso ha detto: guardi, lei potrà pagare l'infermiere che la cura finché vuole con tanti soldi, però si ricordi che la mano che stringerà, che è la mano del volontariato, quel calore lei non lo sentirà mai. Sono parole che mi sono rimaste molto impresso. Non è col pagamento che tu riesci a avere la sensibilità, l'umanità, l'accompagnamento in un percorso difficile. È il volontario che ti trasmette questo, e non è il volontario che ha i soldi in mano e dice faccio questo perché mi pagano. No, perché viene dal cuore. Questo la politica se l'è dimenticato, Alemanno. Conta solo i numeri, i numeri contano. Sentiamo Scolese. Ma Mirella, la risposta che avevo in mente è esattamente sintetizzata nella frase che hai ricordato tu, cioè c'è una parte del volontariato che, diciamo così, deve essere strutturato, professionale, competente, e ci sono delle persone che lavorano a tempo pieno, queste devono avere il loro stipendio. Che sono due cose diverse. Perché questo è un aspetto, diciamo, di struttura. Dopodiché c'è una missione, diciamo, del volontariato, che invece questo qui è esattamente quel calore che non può essere pagato, è la specificità e la bontà e la ricchezza del valore generato dal volontariato. Quindi è esattamente questa la sintesi: tu paghi l'infermiere per le sue competenze, ma il calore di quella mano è esattamente la cifra del volontariato. Per questo dico, va bene strutturare il volontariato, va benissimo dare professionalità, riconoscere le competenze, questo va assolutamente fatto, ma non deve essere caricato il volontariato di un'eccessiva burocratizzazione che poi rende faticosissimo tutto quanto. Come ricordava l'ospite da casa, Alessandro Alemanno, l'iscrizione al RUNS e il bilancio per ogni singola raccolta fondi e la rendicontazione molto complessa di alcuni progetti e i formulari per presentarsi a bandi pubblici sempre più articolati e sempre più l'assicurazione dei volontari, diventa un mondo così complesso che molte volte toglie la motivazione a fare organizzazioni di volontariato, e c'è anche tanto volontariato, diciamo così, anche non organizzato. Alessandro Alemanno, come commenti? Prego. No, allora, indubbiamente tutto questo sistema nasce dall'idea di monetizzare l'immonetizzabile, nel senso che il volontario che dà e presta il suo lavoro, il suo tempo e la sua volontà
per rendersi utile alla società, non lo fa indubbiamente con lo scopo di guadagnarci in questioni di tipo economico, però in realtà la politica e un certo tipo di ragionamento che sta dietro a tutta questa burocratizzazione va a monetizzare anche quello, va a dare un valore economico anche a quella cosa che in realtà un valore economico non ce l'ha, perché anzi ha un valore superiore al valore economico. Molte persone, se poi si ritrovano a dover lavorare in un'associazione di volontariato, no? Prima lo prestavano come volontario, adesso devono fare questo, fare quello, e diventa quasi come il secondo lavoro che tu già fai, perché tu già hai un lavoro, il volontario lo fai fuori dal tempo di lavoro per anche una gratificazione tua personale, per fare qualcosa. Dici, cavoli, ma se devo fare un altro lavoro, allora a questo punto sì. Capite che diventa tutto molto complicato, no? E però c'è un certo tipo di logica che vorrebbe che questa cosa qua, che tutto il volontariato o comunque tutto l'associazionismo in senso generale venisse quantificato dal punto di vista economico. Ci sono delle cose che non sono quantificabili. La persona che ti dà una mano non è quantificabile. Abbiamo Elena da Camponogara. Vai Elena. Buongiorno, senta, io sono AOS da 30 anni quasi, ok? Lavoro con gli anziani, disabili, tutto nel sociale che hanno problemi fragili. Pronto, buongiorno? Sì, no, ti sentiamo bene Elena, vai pure. Ah, ok. Sì, sono AOS da più di 30 anni, che ho lavorato nel Comune di Venezia con una cooperativa e adesso lavoro in SA a Camponogara. Noi siamo operatori che No Elena, parla pure al telefono, non fermarti perché non ascoltare la televisione, sì, parla al telefono. Okay. Io sono da più di 30 anni. Sì, l'abbiamo capito, no? Vai avanti. Sì. Ok, il nostro lavoro, non tutte, come gli infermieri, fanno un lavoro molto molto pesante, ok? Io do il cuore alle persone, parlo di me stessa, che comunque faccio tanto oltre il mio lavoro volontariato, perché noi facciamo proprio oltre il lavoro dell'operatore, ok? Quindi non è l'infermiere che viene pagato privatamente quello che sia, è proprio, dipende dalla persona che trovi davanti, che aiuti queste persone. Io ho tante persone che ho accompagnato nella fase del tumore, tra virgolette, diciamo così, papale, che le ho accompagnate, mi hanno ringraziato, a me e altre colleghe che conosco io, ok? E quindi non è questione, viene pagato di più un infermiere, dipende, perché sono operatori freddi, operatori più caldi, infermieri pagati più caldi, infermieri pagati più freddi. Dipende la persona che trovi davanti, che aiuta la persona. Ok? Purtroppo io farei volontariato e andrei a aiutare anche altri paesi poveri, ma purtroppo la vita di adesso bisogna vivere coi soldi, tra virgolette, e noi siamo sottopagati, anche questo è un fattore molto. Ma dimmi chi è pagato bene in questo paese, ecco, quelli che lavorano veramente, parliamo degli operai, parliamo di queste persone che tengono in piedi le aziende, ecco, se guardiamo bene questo paese ha tante cose da rivedere. Però, prego Scolese. Grazie Maria Elena. Elena. La figura professionale dell'operatore sociosanitario, proprio l'OSS, il contratto collettivo nazionale del lavoro, seppur ha avuto di recente un aumento, è tra i lavori più faticosi e meno pagati in assoluto. Meno pagati in assoluto. Quindi è un problema reale quello che viene sollevato, però appunto questo è purtroppo e dobbiamo fare i conti con questa realtà. Se vogliamo professionalità e competenza da parte degli OSS dobbiamo anche capire che queste professionalità vanno pagate e vanno pagate sicuramente di più perché fanno un lavoro che è complicato e hanno a che fare con persone, hanno a che fare con i nostri genitori, con i nostri nonni. Ma ne parliamo, i messaggi li abbiamo dati, ripeto, allora i medici non sono pagati, gli infermieri non sono pagati, gli OSS non sono pagati, gli insegnanti non sono pagati. Qui in questo paese chi lavora e produce non è un ramo secco, ok? Non viene pagato. Allora capisce poi quando noi sentiamo cosa si sta spendendo a Cortina per 15 giorni con tutto il rispetto che ho per le Olimpiadi, con tutto il rispetto che ho, che guardate che mi hanno detto persone competenti che c'è tanto di quel denaro da spendere
spendere, spendi, dicono, spendi che ce n'è. Mirella, Capisci che poi quando sento che costi aggiuntivi li deve pagare il pubblico perché il privato deve incassare e il pubblico gioca a ribasso quando fa gli appalti, ma capite che ce la stanno raccontando in maniera non vera, che ci sarà chi si arriccherà su questo e noi abbiamo questi anziani che non sappiamo più come curare, che ci hanno fatto diventare grandi perché non abbiamo le RSA ma abbiamo fatto il villaggio a Cortina che poi smantelleremo, non si sa neanche quanta gente andrà, abbiamo di tutto e di più e qui abbiamo le persone che fanno fatica a riscaldarsi, abbiamo le persone che hanno 3 paia di pantaloni e sono i nostri diversamente giovani, alle mani c'è qualcosa che non torna qua, i conti non tornano più per le persone per bene, non per i furbi, perché per i furbi questo paese avvaia alla grande. Prego. No, ho detto che i conti non tornano, se poi entriamo in altri argomenti dove stiamo investendo soldi in armi, stiamo investendo soldi in cose che non avrebbero nessuna logica e quindi di conseguenza effettivamente ci ritroviamo con un welfare che è diciamo un po' alla canna del gas, ecco, mettiamola così. Tenga conto che un sacco di associazioni con l'inserimento ad esempio del RUNZ sono state tagliate fuori. Periodicamente ci sono le liste di quelli che sono esclusi dal 5 per 1000 per esempio, dall'8 per 1000, associazioni che non accedono più a determinati tipi di fondi perché bisogna avere una certa tipo di riconoscimento e quindi prima lavoravano e facevano un servizio, fornivano un servizio, adesso quel servizio non c'è più perché loro non esistono più. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Io mi chiedo sempre, ma qual è il movente che porta a fare una legge come quella che ha fatto il ministro Orlandi, che era del PD, ma secondo me certi del PD starebbero più bene a estrema destra, che è l'articolo 117, quello dei volontari, il registro dei volontari. Qual è stato il movente? Il movente è quello di non mettere la gente in condizioni di fare volontariato, perché i poveri col sistema del volontariato si attirano anche la benevolenza e quindi i voti. È tutta una questione politica, avete capito? Perché se i poveracci si danno una mano, anche si votano. Ma se no, se invece non si danno una mano, non si conoscono e non si votano. È tutto il discorso, è sempre un'operazione di destra che lavora solamente per i miliardari. Buona giornata. Abbiamo sentito Claudio, prego Scolese. Tu hai fatto la prova a prenotare un biglietto per andarti a vedere la discesa del gigante femminile a Cortina? Io sì, costa 400 euro. Io per una giornata per andare a vedere la discesa 400 euro non li penso neanche, no che non ce li ho, ok? E poi se devi andare a mangiare al ristorante vai a mangiare lì al ristorante del villaggio che è quello gestito dal parente della ministra Santanchè. Ora, quando tu dici bene, sfondi una porta aperta con me quando dici come investiamo i soldi, li investiamo al villaggio di Cortina o li investiamo per il futuro? E il nostro futuro, dobbiamo dircelo, ha a che fare con l'invecchiamento della popolazione, ma ce lo dice la demografia, cioè nel senso non è che l'abbiamo letto sulla sfera di cristallo. E i numeri ce li abbiamo? I numeri ce li abbiamo, c'è sempre meno natalità, c'è sempre più invecchiamento della popolazione. Se noi pensiamo al futuro dobbiamo pensare all'invecchiamento della popolazione, quindi dovremmo investire in welfare, dovremmo investire a cosa facciamo fare e come tratteremo i nostri anziani, che poi Mirella saremo noi, non è che non manca tanto tempo, è questione di 2 decenni e siamo tutti lì. Quindi in che tipo di futuro immaginiamo? Questo è. Allora, i soldi che ha la politica a disposizione oggi deve decidere di investirli per il futuro. Allora, vengono investiti in grandi opere, vengono investiti in mega cantieri, però io non so quale popolazione pensano di andare a servire tra 20 anni. Della Pedemontana veneta, ad esempio, che genera un buco ogni anno enorme,
per chi l'abbiamo pensata, cioè per quale futuro l'abbiamo pensato. Io non dico giusto o sbagliato, in questo contesto io dico per quale futuro l'abbiamo pensato. Il villaggio di Cortina, per quale futuro l'abbiamo pensato? Perché da qui a 20 anni, quando ancora non avremo finito di pagare i mutui per queste opere, saremo tutti anziani. E con quale gettito fiscale pagheremo le pensioni e le Andiamo a rette? vedere il video di Cantiere Misto, perché devo mandarlo assolutamente e poi chiudiamo. Allora sentiamo come ci saluta Alessandro Alemanno, ma siamo in chiusura. Cantiere Misto, prego. Ma vi saluto intanto augurando che il 2026 sia un anno, diciamo, intanto spero più pacifico dell'anno precedente, anche se comunque l'inizio non è stato dei grandissimo. E comunque un anno di buoni propositi, almeno questo, insomma. Speriamo che le cose un pochettino incomincino a girare nel modo giusto, forse. La partenza non è delle più ottimali, ma noi ci speriamo. Grazie, grazie Alessandro Alemanno. Marco Scolese, come ci saluti, veloce? Io augurando invece a Cantiere Misto tanto successo, perché di fatto l'arte e i giovani è assolutamente un modo di parlare dei giovani in chiave positiva, valorizzando le loro capacità, il loro intelletto, le loro risorse. Oggi dei giovani si parla solo per baby gang, forse così ci stiamo facendo tutti quanti un'idea troppo sbagliata e viziata di quello che sono i giovani oggi. Ecco, quindi con l'augurio che associazioni come la loro possano avere appunto grande successo nel farci conoscere i giovani sotto una diversa ottica. E con queste parole io ringrazio i miei ospiti, vi ricordo che adesso andrà in onda la seconda parte dell'assegno che avete visto ieri, perché è un assegno particolare, speciale, per capire quante fragilità ci sono, e il mondo del volontariato sta facendo il meglio, però qualcuno deve anche pensare che deve sburocratizzare e supportare di più questo mondo, che se non ci fosse anche gli amministratori non starebbero così bene. Grazie, grazie, andiamo a vedere la seconda parte dell'assegno di ieri, perché è importante. È irrespirabile stare qua dentro, si può vivere in queste condizioni? Impossibile. È fatto bene, ma... Bisogna parlare partire un po'. Se non fa bene, dovete dire venire qua bene, se non fa bene.
Stiamo chiamando l'avvocato che segue Margherita e suo figlio. Tieni Margherita che chiamo l'avvocato. Non so se è la casa, dico, quando si in tribunale. Avvocato, buongiorno, mi scusi se la disturbo, avvocato, che piangendo disperata mi ha detto se potevo venire a portargli un po' di roba da mangiare, qualcosa, con le telecamere per far vedere la situazione nella quale vive lei con il figlio. Margherita, ecco, tira fuori la roba mangiata, ho portato anche i cioccolatini, guarda. Qua ti ho portato roba da lavare, da vestire, tutto, da mangiare, ecco, in maniera che ti fiol ti sta bene. E adesso sentiamo anche l'avvocato che goccia cosa che dice e poi vedremo che contatti che dovremo fare per aiutarti e darti una mano. Comunque ti sta tranquilla, che non ti sei più sola, sta tranquilla, non sta a piangere. Intanto bisogna anche aiutare qui, tuo fianco. Puoi stare così, 20 anni che lei così, chiuso. Dico più niente, va, non dico più niente ormai. Non mi fa più. Grande famiglia, c'è anche pochissima luce, perciò riusciremo a farvi vedere quello che riusciremo. Non vedo l'ora di uscire. Ecco, questo è l'assegno che noi consegneremo all'avvocato di Margherita per aiutarli in questo percorso e vedere come fare ad aiutarla. Perciò c'è l'assegno, però lo daremo all'avvocato per capire e monitorare questa situazione, che è una situazione incredibile, intollerabile, disgustosa e dir poco disgustosa. Qui c'è il vero abbandono e non è possibile. Tu hai fatto una testimonianza forte, ma mi hai detto una frase ancora più forte alla Mirella. Hai detto: mio figlio è chiuso qua dentro da 20 anni, non lavora, non fa niente. Non sono né soldi né niente, non ha un soldo e niente. Sempre qua dentro. Vive così. In uno stato di degrado totale. Da fare un po' di spesa, non so, pagarmi le bollette e basta, dopo casa. Se poi vive così. Io che le devo andare in depressione per conto mio ormai. È male che le chiudo dentro. Dei giorni se non va niente. Ma come mamma, cosa sei che ti provi? Come donna, cosa sei che ti provi? Ma non ti dico, non che fa più. Non che fa più. Ormai ho perso le forze, ho perso tutto. Guardate come vivono le nostre famiglie. Certe nostre famiglie. È mai possibile questo con l'indifferenza totale da parte di molte persone.